Bentrovati, buongiorno telespettatrici, telespettatori di Antenna 3. Entriamo in diretta anche per questo martedì per aggiornarvi su tutti i fronti della cronaca, dell'attualità e della politica. Tanti collegamenti aperti anche oggi su tutto il territorio regionale, da Padova a Venezia, a Marghera per la precisione, dove si sta consumando un vero e proprio giallo. Sono stati ritrovati dei resti umani. Ci collegheremo fra poco con Filippo Fois e ancora andremo a Padova per raccontarvi la storia di un condominio che batte i denti, che è al freddo in questi giorni della merla. Fra pochissimo anche a Treviso per parlare di alcune scritte anarchiche che sono comparse sui muri della città, che fanno riferimento al caso di Alfredo Cospito. Tra l'altro proprio in questi istanti sta parlando da Roma il ministro Carlo Nordio. Non so se lo possiamo vedere. Nordio che sta rispondendo alle domande dei giornalisti e che ha appena detto sostanzialmente che Alfredo Cospito resta al 41 bis, quindi il regime di alta sicurezza. Come sapete è uno dei fronti caldi, caldissimi del momento. Fra poco tenteremo anche di farvi ascoltare qualche stralcio di questo intervento di Carlo Nordio. Prima di passare ai fatti della giornata, il sondaggio di Ring, la trasmissione del vice direttore Ferdinando Avarino, che torna questa sera a partire dalle 21:15. Il tema, anche questo, è di strettissima attualità, fonde, attualità, cronaca internazionale, folklore, spettacolo. Zelensky a Sanremo. Siete d'accordo? Ne stanno parlando davvero tutti? Se sì, il numero è quello in verde, 0422 1626 691, se no il numero in rosso 0422 1626 690. La chiamata come sempre è gratuita. Se sentite occupato non preoccupatevi, il nostro centralino registra tutte le vostre telefonate. Quindi Zelensky a Sanremo, il presidente dell'Ucraina che dovrebbe intervenire nella serata di sabato sera, l'ultima, la conclusiva del Festival della canzone italiana. C'è un dibattito in corso. Nei giorni scorsi ha preso parola anche il leader della Lega Matteo Salvini, che ha espresso numerose perplessità. Non solo Salvini, in verità ci sono intellettuali da destra a sinistra che si stanno opponendo a questa ipotesi. Bene, il sondaggio di questa sera di Ring parla proprio di questo, se siete d'accordo o meno su questa partecipazione al Festival della canzone italiana. Dicevamo la cronaca, tantissima anche in queste ultime ore. Cominciamo dalla paura che si è registrata ieri sera per un incendio che appunto si è consumato in un'azienda di San Zenone degli Ezzelini. Arriva subito. Lonigo, feriti ma non in pericolo di vita i due operai che si sono infortunati durante il loro turno di lavoro in una vetreria della frazione di Almisano. Nel tardo pomeriggio di ieri erano stati colpiti dal tubo di una bettoniera durante la fase di gettata del calcestruzzo in una cassaforma. L'incidente è avvenuto nella fossa di Colata e questo ha reso... Ci sono dei problemi tecnici. Questo faceva riferimento a un incidente sul lavoro che si è registrato nel pomeriggio di ieri. Dicevamo l'incidente, l'incendio di ieri sera a San Zenone degli Ezzelini in una fabbrica. Questa la cronaca di Vanessa Banzato, che si trovava sul posto. Il giorno dopo l'incendio divampato lunedì sera all'Asolo Gold di San Zenone degli Ezzelini si contano i danni. Fiamme altissime che hanno interessato il retro dello stabilimento di Via dell'Industria, massiccio l'intervento dei vigili del fuoco arrivati da Bassano, Castelfranco, Treviso, Montebelluna e Conegliano, da dove è giunto il carro aria per affrontare situazioni particolarmente critiche.
I pompieri hanno lavorato per tutta la notte per spegnere le lingue di fuoco, le cui origini sono ancora al vaglio degli inquirenti. L'area attorno alla ditta è stata limitata dagli uomini e donne della Protezione Civile guidati dal presidente Sergio Favrin, che hanno seguito passo passo le operazioni di messa in sicurezza del sito. Il timore maggiore all'inizio era legato alla presenza di bombole di gas all'interno della struttura. Ho parlato prima con i vigili del fuoco che effettivamente hanno fatto un'entrata alternativa appunto per questa paura di queste bombole, però per il momento non sembra escluso anche questa preoccupazione, in quanto sono riusciti a entrare dall'altro cancello e sono già intervenuti per questo problema. Sul posto si era recata la vice sindaca di San Zenone, Stefania Ziliotto, che si era subito informata sulle condizioni di salubrità dell'aria nella zona. Io mi sono già informata, non ci dovrebbero essere pericoli a livello di sostanze tossiche nell'aria e vi posso assicurare che io qui presente, a parte questo leggero odore di fumo, non sento nessun fastidio alle vie respiratorie. Pericolo scongiurato anche dalla stessa ARPAV che ha monitorato l'area per tutto il tempo. L'Asolo Gold è stata parzialmente riattivata, i tecnici dei vigili del fuoco sono tornati in mattinata per fare i sopralluoghi e fare chiarezza sulle cause del rogo e capire, assieme ai responsabili della ditta, le condizioni della parte di struttura intaccata dall'incendio. Ritorniamo sulle immagini di prima che facevano riferimento a un incendio che è scoppiato la notte scorsa, un quarto d'ora dopo la mezzanotte a Codogno. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Farmacia per l'incendio del tetto in legno di un'abitazione. Nessuna persona, va detto, è rimasta ferita. I pompieri sono accorsi da Conegliano e Vittorio Veneto con 2 autopompe, un'autobotte, un'autoscala e 10 operatori. Hanno iniziato le operazioni di spegnimento che sono andate avanti per ore. Gli operatori sono riusciti così a circoscrivere le fiamme evitando un incendio generalizzato. Le cause sono probabilmente state innescate, tutto l'incendio è stato provocato da una canna fumaria ed è ovviamente un'ipotesi al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. L'intervento, come vi dicevo, si è concluso verso le 3 del mattino. E ritorniamo anche al fatto che avete sentito poco fa, l'incidente sul lavoro, l'ennesimo che si è registrato nel pomeriggio di ieri a Lonigo. 2 operai sono rimasti feriti. Lonigo. Feriti ma non in pericolo di vita i 2 operai che si sono infortunati durante il loro turno di lavoro in una vetreria della frazione di Almisano. Nel tardo pomeriggio di ieri erano stati colpiti dal tubo di una bettoniera durante la fase di gettata del calcestruzzo in una cassaforma. L'incidente è avvenuto nella fossa di Colata e questo ha reso complicato il soccorso da parte dei sanitari subito intervenuti. L'assenza di scale pedonali di accesso ha costretto ad un difficile recupero i vigili del fuoco che hanno trasportato le barelle dei 2 infortunati in superficie. Dopo le prime cure sono stati trasportati dagli uomini del SUEM all'ospedale in codice giallo. Sul posto a determinare le cause dell'incidente il personale dello Spisal. E rimaniamo nel Vicentino per un'operazione della Guardia di Finanza relativa alle slot machine. Dovrebbe essere pronto il servizio, vediamo. Non c'è ancora, mi dicono dalla regia, allora andiamo avanti. Vi mostro intanto queste immagini, ecco, possiamo mostrarle. Alberto Cospito libero, sono le immagini comparse nelle ultime ore a Treviso. La nostra Lina Paronetto è sul posto, si collegherà fra pochissimo con l'assessore all'ambiente Alessandro Manera, che conosce bene un po' il fenomeno, ma dopo scopriremo il perché, appunto, con Lina Paronetto. Tra l'altro oggi Treviso sta facendo discutere la città di Treviso in senso molto positivo, perché ieri sera il Consiglio Comunale di Treviso ha conferito la cittadinanza onoraria
via postuma a Saman Abbas, la ragazza diventata un po' simbolo della lotta per i diritti civili, uccisa. Questa l'accusa dai parenti per aver rifiutato un matrimonio combinato. Ecco, allora non è pronto nessun collegamento per il momento, quindi andiamo avanti con la cronaca. Andiamo nel Padovano, se possibile, Alberto, per parlarvi di un quindicenne promessa del calcio Padova che si salvò dall'incidente in cui perse la vita Manuel Ntube. Questo ragazzo ora è stato multato perché non indossava le fasce catarinfrangenti in bicicletta. Lo scorso 30 novembre era a fianco di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del calcio Padova, quando perse la vita in un incidente. Ora il 17enne, che si salvò ma rimase ferito in modo grave, riportando la frattura di entrambe le gambe e la perforazione di un polmone, è stato multato perché quella tragica notte non indossava il giubbino catarifrangente. I vigili infatti hanno elevato una sanzione di 26 euro al 17enne che quella notte si salvò. Continuiamo con la cronaca dal Padovano. Fra poco ci collegheremo con Filippo Fois per parlarvi di quei resti umani che sono stati ritrovati in via della Chimica a Marghera. Quindi la cronaca dal Padovano, dove hanno addirittura staccato il volante di un'auto. In azione la banda dei ricambi d'auto, questa volta Rubano, dove i malviventi hanno smembrato un Audi. Questo il servizio da Padova, poi Marghera. Torna a colpire la banda dei ricambi d'auto. Dopo un mese relativamente tranquillo, i predoni delle vetture sono tornati a colpire a Rubano, in provincia di Padova. Presa di mira l'area di Via Nardi, il quartiere sorto dietro il McDonald's. Nel mirino dei ladri un Audi A8 privata dei fanali anteriori e posteriori. È stato addirittura smontato il volante della vettura. Un lavoro fatto da professionisti, tanto che la vettura era stata parcheggiata nel cortile interno del condominio. Nessuno dei residenti ha sentito nulla. I furti dei pezzi di ricambio delle auto non si sono limitati alla zona di Rubano. Anche a Mestrino è stata saccheggiata un Audi A5, mentre a Villafranca Padovana è stato segnalato il furto di targhe sempre di un Audi. Adesso siamo in grado di collegarci con il nostro Filippo Fois, che si trova in via della Chimica a Marghera per quel macabro ritrovamento delle scorse ore. Con lui c'è Paola Barbato. Raccontaci tutto, Filippo, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antenna 3. Prendiamo la linea dall'area industriale di Porto Marghera ed è qui che ieri pomeriggio sono stati scoperti i resti di una persona della quale al momento non è possibile stabilire né il sesso né l'età. Sono stati alcuni operai che stavano eseguendo dei lavori a ritrovare queste ossa. Era rimasto ben poco, il teschio, alcuni brandelli di vestiti, le scarpe e ancora alcune ossa, e questo fa presumere che il cadavere si trovasse lì da parecchio tempo in balia delle piogge, del sole e di tutti gli elementi naturali che ne hanno favorito una decomposizione molto rapida. Come si diceva, in questo momento il giallo rimane, anche perché le uniche risposte che si potranno ottenere sono quelle che arriveranno dalle analisi della polizia scientifica, che potrà stabilire innanzitutto il sesso, anche se le dimensioni dello scheletro farebbero propendere per essere di una donna, ma su questo ancora naturalmente non c'è certezza. E poi la data più o meno il periodo in cui è avvenuto il decesso. Questo poi naturalmente, questi dati verranno confrontati con tutte le denunce di persone scomparse. Al momento però non può essere esclusa alcuna ipotesi. Potrebbe essersi trattato di una persona che ha avuto un malore, potrebbe essersi trattato di una persona che si è tolta la vita, potrebbe essersi trattato anche dell'occultamento di un cadavere. Diciamo che tutte le ipotesi rimangono fino a che non arriveranno i risultati della polizia scientifica. E Filippo, grazie davvero, quindi è tutto molto in evoluzione, mi pare di capire, la situazione è fluida.
Sì, poi vedete anche dove ci troviamo, via della Chimica è una via lunghissima che attraversa chilometri e chilometri di capannoni, oppure come vedete alle mie spalle ci sono addirittura dei container che sono alti come dei condomini. Qui non passa nessuno a piedi, passano solamente dei mezzi pesanti il cui traffico è pressoché incessante, per cui è impensabile che qualcuno abbia visto qualche cosa. Si tratta veramente di una zona enorme e isolata, in cui una persona di passaggio passa abbastanza inosservata. Filippo, grazie davvero per tutti questi dettagli. Ovviamente se ci saranno aggiornamenti anche nel corso di questo mezzogiorno torniamo a collegarci con te e Paola Barbato. Buon lavoro. Allora, siamo pronti a collegarci con Treviso, con Lina Paronetto. Prima però vi do un'altra notizia di cronaca giudiziaria. Sono stati condannati a 6 anni di reclusione ciascuno, oltre alle interdizioni di leggi, 5 ex calciatori della società Virtus Verona imputati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una studentessa ventenne avvenuta nel gennaio del 2020. La sentenza è stata emessa con rito abbreviato del giudice dell'udienza preliminare di Verona. I 5 imputati appunto in questo periodo si sono difesi. È stata una vicenda molto intricata che ha fatto discutere ieri per l'appunto la pronuncia a Verona. Vedo sullo schermo la nostra Lina Paronetto che si trova a Treviso con Nicoletta Rizzetto. Con lei vedo anche l'assessore Alessandro Manera, è dietro delle scritte che parlano da sole, soprattutto in queste ore, in questi giorni molto concitati. Prima vi ho mostrato la conferenza stampa di Carlo Nordio che ribadisce la linea dura sul 41 bis. Lina, a te la parola. Buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, grazie. Noi siamo in via Ortazzo, pieno centro di Treviso. Alle nostre spalle, lo hai già detto, una scritta che inneggia la liberazione di Alfredo Cospito, che appunto è stata tracciata con lo spray sul palazzo che poi insomma i trevigiani conoscono bene, ospita anche la libreria Canova. Con noi Alessandro Manera, non tanto in qualità di assessore in questo caso, ma l'abbiamo voluto interpellare perché era uno dei leghisti che ad agosto 2018 era nella sede provinciale del Carroccio al K3 di Fontane di Villorba quando venne trovato quello che poi era risultato il secondo ordigno posizionato proprio dagli anarchici e per il quale, lo ricorderete, Juan Antonio Sorroche Fernandez, un anarchico spagnolo, questa estate è stato condannato a ben 28 anni di reclusione. Questo anche per dire che non stiamo parlando di reati leggeri, stiamo parlando di contestazioni molto molto pesanti e stupisce relativamente evidentemente il fatto che Cospito sia in regime di carcere duro di 41 bis. Allora, Manera, Treviso coinvolta per l'ennesima volta, c'è questa scritta, ce n'è un'altra vicino a Piazza dei Signori, anche qui c'è movimento, fermento in questo senso. Sì, beh, un fermento direi estremamente negativo perché qui non si parla di anarchici, qui parla di persone che hanno commesso i reati e che sono stati condannati per questi reati, quindi io ritengo che non c'è nulla da scherzare. Quando venne trovato l'ordigno i 2 ordigni fuori dal K3, uno fu fatto esplodere, sembrava una goliardata, invece poi si è visto che una goliardata non era assolutamente, e io direi che ha fatto bene la giustizia, io sono stato anche uno dei testimoni al processo di condannare questa persona perché poi non si è neanche pentito per quello che aveva fatto, ritenendo che era un reato legittimo perché fatto nei confronti di un partito politico che lui riteneva avverso. Quindi secondo me non è molto da scherzare, bisognerebbe capire anche chi sovvenziona queste persone, quali partiti politici ne possono essere affini, perché in passato non ci sono state condanne così nette di qualche parte politica e secondo me o di qualche esponente politico è stato molto grave o comunque è stato una coabitazione esterna che non è mai piaciuta e io sono sempre per condannare qualsiasi tipo di reato nei confronti dei partiti politici e nei confronti delle persone. Rispetto al caso Cospito abbiamo visto il ministro, il trevigiano Carlo Nordio, ribadire la necessità di mantenere il regime attualmente in vigore malgrado la protesta eclatante, lo sciopero della fame del detenuto in questione. Cosa ne pensi? Beh, io non voglio entrare in quelli che sono i percorsi procedurali o processuali
per il 41 bis, ma sicuramente se è stato applicato, e so che non è applicato così in maniera così semplice, ma vengono fatte molte valutazioni, sicuramente il Ministro ha dei dettagli che io posso non avere e quindi sicuramente rispetto a quello che è la sentenza e poi l'applicazione di questo tipo di regime carcerario che, ricordiamoci, è fatto per evitare che vadano all'esterno delle informazioni rispetto a processi in corso. È chiaro che ci si pone il problema di salvare la vita di fronte a una protesta così dura, così tenace. Sì, certo, questo sicuramente, e spero si trovino anche i sistemi per convincere questa persona a declinare quello che è il suo intento suicida, perché alla fine rischia di arrivare al suicidio, questo non lo vuole assolutamente nessuno. Vorrei anche che queste persone avessero tutta questa tolleranza anche nei confronti di vittime di attentati esplosivi o di attentati o di minacce, e quindi sarebbe bello anche un pentimento generale per quello che è una stagione che non vogliamo più sicuramente rivedere in Italia. Cristian, io approfitto della presenza di Alessandro Manera, in questo caso sì anche membro della giunta di Cassugana, perché ieri a proposito di diritti si è votato il conferimento della cittadinanza onoraria, purtroppo postuma, a Saman, la 18enne di Novellara, che è stata uccisa dai familiari solo perché voleva vivere la sua vita felice con un ragazzo. Ecco, perché questo gesto e che significato avete voluto dargli? Beh, è stato il Consiglio Comunale che ha approvato all'unanimità questa mozione e sicuramente è una cosa molto importante. Io non vorrei dimenticare che poi circa 2 anni fa, in pieno periodo di pandemia, proprio l'amministrazione comunale ha promosso assieme al Comitato Pari Opportunità quello che era un invito in centro, mi ricordo, per le donne dell'Afghanistan, perché questo non possiamo continuare a perorare, a parlare di diritti nei confronti delle donne e poi quando avvengono questi fatti non scandalizzarci, e quindi in questo particolare caso è stata data la cittadinanza onoraria, purtroppo postuma, a questa ragazza. Ma vuole essere, mi sono piaciuti gli interventi tutti i consiglieri da questo punto di vista bipartisan, perché è chiaro che è una condanna bipartisan, anche per comunicare alle loro comunità che queste cose non possono essere accettate e non li possiamo considerare retaggi di riti tribali di altre parti del mondo. Qui sono inaccettate, devono essere inaccettate in tutto il mondo, e da questo punto di vista mi è piaciuto molto quello che è stato fatto. Benissimo, allora io ringrazio Alessandro Manera di essere stato così disponibile come sempre. Cristian, noi ti restituiremo la linea se non hai altre curiosità. Grazie Elina, grazie davvero a te Nicoletta Rizzetto e ad Alessandro Manera anche per questa testimonianza. Tra l'altro nei minuti in cui lo possiamo vedere sta parlando proprio il Ministro alla Giustizia, il Guardasigilli trevigiano Carlo Nordio. Ecco, se possiamo solo mostrarlo, Alberto, cosa sta dicendo, cosa ha detto Nordio sul caso dell'anarchico, sul caso di Alfredo Cospito. Siamo tenuti ad aspettare la pronuncia della Cassazione, ma di fronte alla violenza non si tratta. L'ondata di gesti vandalici prova che il legame tra il detenuto e i suoi compagni rimane. Tra l'altro il 41 bis era stato appunto dato a Cospito proprio perché c'era questo sospetto, anzi quasi una certezza che appunto vi fosse una comunicazione, fosse rimasta una comunicazione fra Cospito e alcune frange appunto anarchiche. Poi appunto vi ricordo poco più di un mese fa l'attentato ad Atene, la macchina incendiata di Susanna Schlein, diplomatica italiana, tra l'altro sorella di Eli Schlein, candidata alla segreteria del Partito Democratico. Insomma, è un tema che è di strettissima attualità. Tra l'altro avete visto cosa è successo anche ieri a Roma con le auto incendiate della TIM. Nel fine settimana ci sono stati degli atti dimostrativi a Barcellona, a Berlino, quindi c'è un movimento anarchico internazionale che si sta muovendo. Quindi un tema che sta acquisendo spessore di fatto ora dopo ora. Allora facciamo così, chiedo anche alla regia se è d'accordo, 2 minuti di pubblicità, poi ancora cronaca e torniamo a collegarci con il territorio. Andremo a Padova per raccontarvi di un condominio al gelo, e ancora Elena Donazzan, l'assessore al lavoro, che farà il punto di alcune crisi aziendali, dalla Akzo Nobel di Santa Maria di Sala al ventre molle del momento, la Safilo di Longarone. A fra poco.
Rientriamo in diretta per continuare a raccontarvi questo martedì a Nord-Est. I temi della giustizia, lo sapete, sono in primo piano ormai da settimane, sono temi caldi, caldissimi, incandescenti dal punto di vista politico. Da ultimo appunto il caso Cospito, di cui abbiamo parlato fino a poco fa e per il quale continua a relazionare anche il ministro Nordio. Sono in corso anche le domande dei giornalisti proprio in questo momento a Palazzo Chigi. Nordio che si trova con Piantedosi, il ministro all'interno, e il ministro agli esteri Tajani. La vicenda, come sapete, come vi ho raccontato, è molto complessa. Non vi faccio sentire per il semplice fatto che sono in corso diverse domande, quindi ricostruiamo man mano quello che sta dicendo Nordio. E a proposito dei mali della giustizia, Nordio, che sabato era all'inaugurazione dell'anno giudiziario in tribunale a Venezia, che ha detto arriveranno rinforzi, lo ha rassicurato. Conosco bene la situazione di Venezia, ancora meglio conosco la situazione di Treviso, che se possibile è ancora più grave di quella veneziana. Proprio a Treviso questa mattina alle 8:30 hanno protestato i collaboratori amministrativi. Per noi c'era Nicola Marcato. Noi alla CISL e noi lavoratori della Procura di Treviso tutti chiediamo all'onorevole Nordio, Ministro della Giustizia, di intervenire al più presto, come lui stesso ha già dichiarato a ottobre, per mettere mano ad un piano di assunzione straordinario che possa finalmente risolvere questo grave problema della carenza di personale amministrativo. Per mandare avanti la giustizia serve urgentemente un piano di assunzioni straordinario, e la richiesta al Ministro della Giustizia Carlo Nordio, avanzata dai lavoratori della Procura di Treviso riuniti in assemblea fuori dal Tribunale. Da tempo i lavoratori del comparto amministrativo si sono mobilitati. In 2 occasioni l'anno scorso hanno proclamato lo stato di agitazione, incontrando il prefetto per un tentativo di conciliazione con il Ministero di Grazia e Giustizia, senza purtroppo ottenere esiti positivi. La carenza di dipendenti è cronica e insostenibile, lamentano i dipendenti. Su una pianta organica di 50 anni fa, che prevede 42 lavoratori, ne sono in servizio solo 26. Dovendo assistere un procuratore, 12 sostituti procuratori e più tutti gli altri uffici che girano intorno alla procura, dalle esecuzioni alle spese di giustizia, i consulenti che aspettano di essere pagati, gli sportelli dove giustamente il pubblico chiede casellari giudiziari e quant'altro, il dibattimento, insomma siamo veramente pochi. Per il sindacato inoltre le nuove assunzioni non dovrebbero preoccupare anche dal punto di vista economico. Se ci fossero gli amministrativi che coadiuvano i pubblici ministeri, alcune attività sarebbero, tra virgolette, autofinanziate, perché ad esempio tutti i reati collegati ai bonus, edilizie e quant'altro, se ci fosse una squadra di amministrativi in supporto di un magistrato ci sarebbe un recupero di gettito enorme che ripagherebbe abbondantemente quello che si spende per le nuove assunzioni. La carenza di personale sulle piante organiche negli enti statali della provincia è altrettanto grave. La situazione purtroppo la riscontriamo in tutti gli enti che noi seguiamo come funzione pubblica, dalla prefettura che ha una scopertura del 50%, l'ufficio scolastico supera il 50%, credo sia sul 70% di scopertura organica, e quindi ci vuole una politica di assunzione, una politica anche di pensare al futuro, quindi dei concorsi anche in prospettiva di sostituzione del personale che nella pubblica amministrazione ha un'età media che supera abbondantemente i 55 anni, quindi abbiamo bisogno di un ricambio generazionale. Alberto Piovesan mi dice che siamo pronti ad andare a Padova con la nostra Valentina Visentin. Vi dicevo, c'è questo condominio al freddo proprio nei giorni della merla, tra l'altro, ma ci racconta tutto Valentina Visentin. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno Cristian, lo hai ben detto, sono i giorni più freddi dell'anno, i cosiddetti giorni della merla, e in questo condominio, ma non solo questo che vedete alle mie spalle, ben tutto il complesso che adesso il collega Federico Cibotto vi sta inquadrando, sono al freddo, e purtroppo non è la prima volta che in questo complesso di edilizia residenziale popolare gestito dall'Ater si rompe la caldaia. È avvenuto anche a Natale, l'ultimo avviso è comparso sabato mattina con gli inquilini di questi condomini che si sono svegliati completamente al freddo.
sono iniziate le manutenzioni che dureranno parecchi giorni, quindi resteranno al freddo ancora per giorni. La protesta è iniziata già qualche tempo fa, mese fa. Qui con me c'è Paolo Benvenu dello Sportello Sociale, che sta seguendo da tempo gli inquilini di questo complesso di via Brofferio. Siamo nel quartiere Guizza di Padova, una situazione che dura da tempo. Questa siamo arrivati a che volta di caldaia? Qua siamo alla terza rottura dell'impianto, ma queste cose erano già note da tempo. Si sapeva che questo impianto era fatiscente e doveva essere cambiato, insomma, radicalmente. Non si è fatto, è successo che per 3 volte in questo periodo particolarmente freddo, insomma, la gente si è trovata, anziani, molti anziani, bambini piccoli, si sono trovati in condizioni assolutamente insopportabili, mentre l'Ater continua a mandare i solleciti di pagamento per spese condominali che sono assolutamente insostenibili. Come Sportello avete chiesto più volte anche un incontro all'Ater? Noi non solo come Sportello, ci sono 6 comitati inquilini a Padova che stanno mobilitando su questioni come questa analoghe. Questa è la situazione più critica. Abbiamo sollecitato molte volte l'incontro con l'Ater, abbiamo avuto un incontro col sindaco e con l'amministrazione che si è anche proposta di chiedere all'Ater di concedere un tavolo di confronto. L'Ater finora si è sempre negato e questa è una cosa molto grave, perché l'Ater è un ente pubblico e deve rispondere ai cittadini. Noi vi mostriamo adesso con la telecamera, ci avviciniamo, poi vi facciamo sentire anche le voci dei residenti, in che condizioni sono i tubi delle caldaie che si stanno sistemando proprio in questi giorni. Eccoli qua, sono molto vecchi, corrosi, insomma è una situazione... Beh, si vede, cioè non è che ci sono bisogno di parole, queste sono le tubature, su queste tubature naturalmente si rompono, questo riduce la pressione dell'acqua, nelle palazzine più lontane non arriva l'acqua calda, la chiudono, cioè siamo in una situazione assolutamente insostenibile per tantissime ragioni, la prima delle quali è assolutamente l'inadeguatezza dell'Ater a rispondere ai bisogni dei cittadini di cui è responsabile, insomma, perché ha l'amministrazione di queste palazzine. Vi raccontiamo anche la storia di Mohamed, lui ha 4 figli, da quanti giorni siete al freddo? Questa è la terza volta che si rompe questo impianto, da noi ha funzionato solo dal 24 al 7 gennaio, perché quando si rompe perdi pressione e da noi il terzo piano non ha mai funzionato, ma dal 24 al 7 ha funzionato, dopo basta. Tu hai 4 figli piccoline e insomma quanti gradi ci sono in casa? Adesso sono 10 gradi, la sera ancora peggio, fa freddissimo. Noi grandi riusciamo a stare sotto la coperta, almeno il caldo, ma la piccola non riusciamo a tenere, la gattona è ghiacciata. Adesso sono ammalati, la moglie, le piccole, con questo freddo. Anche qui c'è un altro inquilino, anche lei quanti gradi ha in casa? Ma quella troppo freddo, non è nonostante quella di caldo, niente. Ma due case, quella disabile a casa, non è quella normale, ho mie figlie disabili, anche io sono disabile, sento quella troppo freddo. Ecco, questa è la situazione, come potete sentire, è stata annunciata anche da parte, insomma, dello Sportello Sociale una protesta. Il coordinamento dei comitati degli inquilini, dello Sportello Sociale via Baiardi, Unione Inquilini e Sportello Catai. Faremo giovedì mattina alle 11 una manifestazione davanti all'Ater per chiedere ancora una volta un incontro e che finalmente il direttore, il presidente dell'Ater Businaro si renda disponibile a un incontro con i cittadini che lo chiedono a tempo, e qui il Comune si è già dichiarato disponibile. E da Padova è tutto, allora restituisco la linea allo studio. Valentina, grazie davvero per questo racconto, come sempre rigorosamente in diretta. Qui con me nel frattempo è arrivato il sindaco di Cessalto, Forza Italia, Emanuele Crosato. Buongiorno sindaco. Ciao Cristian, buongiorno a tutti. Ecco, lei ha sentito questa storia, una storia estrema che cade tra l'altro nei giorni peggiori dell'anno probabilmente. Un sindaco di fronte a questi racconti cosa prova e cosa può fare anche? Beh, tristezza, ma soprattutto anche certe volte l'impossibilità di dare delle risposte concrete, perché
Poi queste situazioni magari in casi minori però le vediamo anche nei nostri comuni, molte volte magari mi è venuto quando vai a trovare magari delle persone anche anziani in cui hanno la casa di proprietà, vedi praticamente che mancano dei serramenti, sono rotti e difficoltà di riscaldamento varie, quindi proprio questo è uno spaccato di vita vissuta, uno spaccato di quello che sta un po' succedendo, soprattutto alcune fasce della popolazione, le famiglie monoreddito e gli anziani. Quindi insomma, tra l'altro in questi mesi immagino che tanti nodi siano venuti al pettine. Fra poco dovrebbe collegarsi, non so se è già collegata, l'assessore regionale al lavoro e alla formazione Elena Donazzan. Faremo un po' il punto di tutte le vicende aperte, di tutti i tavoli aperti. Eccola, la vedo. Buongiorno assessore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ecco, io partirei proprio dai tavoli che sono aperti in Regione, perché è vero, sta andando meglio del previsto a livello italiano, ci sono dati tutto sommato importanti per il PIL anche del 2022 a consuntivo, le prospettive, però in Veneto, e non solo in Veneto, si sta registrando una crescita di richieste di cassa integrazione. È così? Così del mese di ottobre-novembre noi abbiamo registrato questo aumento di casse. Cosa sono? Di fatto che segnale è? È il segnale di una profonda incertezza. E allora i lavoratori e le imprese mettono le mani avanti, avendo la preoccupazione che le risorse per gli ammortizzatori sociali possano finire, si fa prima a fare la richiesta. Poi molte di queste non vengono perfezionate, cioè non per tutti i numeri, non per tutte le aziende, però è un segnale di grande incertezza. Peraltro voi siete sempre molto attenti a ciò che accade nella gestione delle crisi, perché appunto è una lettura anche che noi facciamo del nostro territorio ed è una lettura anche piuttosto evidente. Ieri abbiamo aperto un nuovo tavolo di trattativa che speravamo di non avere, che è quello dell'azienda multinazionale AkzoNobel, che è già nota in Veneto perché io ricordo che personalmente seguì la chiusura di un altro stabilimento, in quel caso era Romano Dezzelino, oggi è Scorzè, multinazionale che decide per le sue valutazioni di bilancio, legittime, ma non è un'azienda che sta male, quindi non ci sono solo le aziende in crisi, magari quelle italiane, che subiscono concorrenza sleale oppure che subiscono problemi anche di queste certificazioni verdi che stanno un po' mettendo in difficoltà il nostro automotive, ma ci sono anche aziende multinazionali che semplicemente decidono di spostare la produzione altrove, in questo caso in Svezia. Ecco, ieri il tavolo AkzoNobel, domani io partirò più tardi per Roma perché domani abbiamo il tavolo di Speedline che è ancora aperto, per il quale ci sono 500 lavoratori a Santa Maria di Sala e noi sappiamo che questi dati, queste grandi aziende, perché in questo caso sono tutte aziende, portano Arboit con sé tutte le aziende minori, cioè il nostro indotto, che è la ricchezza del nostro Veneto. Questo è il tema, assessore, quindi lei ha fatto riferimento all'AkzoNobel, è uno degli ultimi fronti, la Speedline invece ne parliamo da tempo e quindi mi pare di capire nelle prossime ore c'è questo incontro e poi si è aperto il capitolo della Safilo di Longarone. Ora, che ci fossero dei problemi in Safilo non era un mistero per nessuno, è da anni che c'è per certi versi un tira e molla, ma l'annuncio della proprietà che nelle prossime settimane immagino sarà anche circostanziato è stato per certi versi scioccante. Lei se lo aspettava? No, assolutamente, ed è stata una doccia fredda, freddissima, gelata direi in queste ore dei giorni della merla, perché non ce l'aspettavamo, perché avevamo chiuso un accordo nel 2019 dove la Safilo era in grande difficoltà finanziaria, quindi veramente eravamo sull'orlo di una situazione ancora peggiore, però l'accordo firmato dai nostri sindacati e con me anche al Ministero dello Sviluppo Economico di allora aveva previsto degli impegni, no? Gli impegni erano molto importanti anche sul fronte dei lavoratori perché
i lavoratori i sindacati si sono fatti veramente parte diligente per fare in modo che gli esuberi che Safilo riteneva non potessero più essere sopportati, insomma, venisse alleggerita l'azienda. Sono usciti da Safilo di Longarone 250 lavoratori, sono usciti dall'altra azienda di Safilo, quella nel veneziano, 150 lavoratori, e quindi il tema, diciamo, che di quell'accordo noi da questa parte i lavoratori avevano sopportato già un sacrificio, cioè quello di una riduzione. Dall'altra Safilo si era impegnata a fare investimenti, a onor del vero li ha fatti, non si può dire che non sia stato onorato, e anche con questo piano di riorganizzazione avevano raccolto risorse per poter risanare l'azienda. Ora il bilancio dell'azienda è buono, ma l'azienda ci ha detto che nella board internazionale la decisione è stata quella di non ritenere strategico per il gruppo l'impianto di Longarone. Questo è lo shock, perché noi siamo nel cuore della valle dell'occhialeria del mondo, perché vi sono competenze dei lavoratori, ci sono investimenti fatti in quell'azienda, insomma, si fanno occhiali da tanti anni, ci sono impianti che hanno un valore, perché ci sono impianti che altrove non si potrebbero costruire, perché oggi avere i permessi, per esempio per la galvanica, che è un settore specifico, magari non tutti sanno, ma insomma gli occhiali sono fatti in tantissime cose, no? La citata come quello che porto io, ma insomma i vari metalli, il legno, il titanio, il carbonio, si fanno occhiali in tutti i modi, anche con i mix. Ecco, la galvanica è una di queste lavorazioni ed è molto preziosa per chi la fa, cioè per chi la sa fare, e per gli impianti. Safilo ha questa... E la galvanica, insomma, diciamolo, ci sono diverse aziende anche molto innovative nel bellunese, non solo che si occupano di galvanica, perché appunto c'è il colosso Safilo, ci sono tanti colossi, ma c'è un distretto per l'appunto dell'occhiale che è ancora molto vivace. A proposito, Assessore, lei che soluzioni intravede, se c'è una soluzione? Parliamoci molto chiaramente, ci sono dei marchi, delle ditte, delle aziende, anche dell'occhialeria in provincia di Belluno che stanno assumendo. Lei in questa fase vede un travaso che sappiamo essere non sempre facilissimo, di competenze, è più facile a dirsi a volte che a farsi. Vede un ripensamento di Safilo, magari con un ridimensionamento che è stato progressivo comunque nel corso dei decenni, nel corso degli ultimi anni, in termini di uscite agevolate, di mancato turnover. Lei che cosa vede realisticamente, senza precorrere magari troppo i tempi? No, sa che sono molto cauta, perché poi stiamo parlando della vita delle persone, di società quotate in borsa, bisogna essere molto attenti in questo. Io, insomma, un po' l'esperienza a volte me la sono fatta in questi anni, so che ho davanti e so anche cosa si può o non si può dire. Ecco, tra le cose che possiamo dire c'è che quello è un territorio maturo ed è la più alta densità di competenze, di ricerca, quindi di personale, e di aziende tutte dello stesso settore. Non vi è un altro esempio oggi, se no andiamo alla memoria i distretti di tanti anni fa, ma quella concentrazione, quell'alta innovazione, quelle imprese internazionali che investono, come Longarone e la valle, diciamo la zona del bellunese, perché la Gordina non è parte, non c'è. Quindi da anni ragioniamo, io personalmente, ma con Certottica, con Anfao, con la Confindustria, con la Confartigianato e con i sindacati, di creare un mercato del lavoro interno, ovvero le competenze che sono in quel territorio, siccome è un settore particolare, le licenze si spostano di qua e di là, ma restano sempre in un arco, diciamo, di territorio, fare in modo che i lavoratori rappresentino un investimento per tutti e quindi una sorta di mercato del lavoro interno che si possa far circolare. Il secondo, noi abbiamo chiesto a Safilo un ripensamento rispetto a queste strategie, evidentemente, perché è un'azienda importante, perché è importante che resti lì, è importante che resti in Italia, ovviamente, dove ha garantito che resterà. Noi abbiamo altri 2 stabilimenti che ci riguardano, quello di Padova, che è più logistica, e quello di Santa Maria di Sala. Però Longarone, come dicevamo, è il centro dell'occhialeria e quindi quel grande stabilimento ha bisogno di essere rianimato, che ci si porti produzioni. Quindi per lei la soluzione al momento, insomma la via che si percorre, la
via prioritaria per Elena Donazzan in questo preciso momento è quella di fare in modo che Safilo resti sul territorio bellunese. Certo che sì, certo che sì. Certo che sì, e questo significa anche accompagnare Safilo in queste sue decisioni, in queste sue scelte, cercando di non andare a non comprendere che tipo di via ci potrà essere. Che tipo di via c'è per me? C'è che quello è uno stabilimento di produzione di occhiali con alta qualità, con lavoratori all'interno che sono parte di questa produzione, e quindi a Safilo diciamo: ripensa al tuo perimetro, guardiamoci attorno per fare in modo che i lavoratori, se c'è da alleggerire ancora, se c'è da fare qualche altra scelta, trovino gli spazi di un accompagnamento veloce, ma sediamoci a un tavolo e ragioniamo insieme. Questo è quello che abbiamo detto a Safilo. Questo è quello che avete detto e che ribadirete. Quanto è preoccupata lei, Assessore, che si inneschi un effetto domino anche sugli stabilimenti di Santa Maria di Sala e di Padova, che poi è la preoccupazione dei sindacati? Ma io vedo che le scelte di queste multinazionali purtroppo non sono così facilmente influenzabili. Anche la logica che magari possiamo avere noi di un investimento fatto, di una scelta di rimanere, anche di situazioni così grandi e impegnative, non è la stessa di chi ha solo il bilancio davanti a sé. Io non mi stanco mai di ripetere che da questa mia esperienza lunga da assessore al lavoro vedo una specie di grande dicotomia. Da una parte chi fa finanza, ma anche fondi di investimento su queste grandi aziende, che però ragionano, anche AkzoNobel è uguale, sa, mutatis mutandis, questo è occhialeria, quello è chimica e vernici. Fanno il bilancio, guardano anche stabilimento per stabilimento chi perde e chi non perde, non hanno una visione d'insieme. E soprattutto non hanno un attaccamento con il territorio, vuol dire anche con le potenzialità che ci sono, perché io ho visto aziende, stamattina ne ho incontrata un'altra, perché come sa lei non mi faccio mancare nulla. Stamattina avevo davanti Alcoa, lei si ricorderà perché i vostri telegiornali diedero ampio spazio. Alcoa era quell'azienda dove a Marghera della lavorazione dell'alluminio i lavoratori andarono sulla torre fumaria perché volevano bloccare tutto, perché la multinazionale Alcoa aveva deciso di chiudere tutti gli stabilimenti in Italia. Oggi è stata acquistata da un fondo americano dove però c'è un italiano a fare la produzione, è responsabile di stabilimento. Oggi Slim Fusina è una realtà che sta andando bene. Allora la seconda parte è chi ha solo i bilanci e fa finanza e chi fa industria. Chi sceglie di fare industria con progetti industriali, con anche magari riduzione di personale, ma con investimenti di prospettiva. Ecco, io mi preoccupo quando fanno solo ragionamenti tipo finanziario, perché non so dove portano. Questo è il tema, perché quando parliamo di Safilo, ma non solo di Safilo, della Safilo di Longarone in particolar modo, parliamo del cuore vivo della manifattura, quindi della produzione sostanzialmente, il famoso bello, buono e ben fatto, il famoso Made in Italy, parliamo di questo sostanzialmente. So che si è collegato anche Matteo Ribona, direttore della CNA del Veneto, buongiorno direttore. Noi stiamo parlando di crisi industriali, quindi di industrie, di aziende di grosse dimensioni, Safilo, AkzoNobel e quant'altro. Però queste sono crisi che preoccupano anche l'artigianato, preoccupano i terzisti, preoccupano l'indotto, è così? Lo preoccupano per le ripercussioni che ci possono essere all'interno della filiera. Dopodiché bisognerebbe anche ragionare come in qualche maniera queste filiere si stanno riorganizzando, stanno cambiando e quello che sta succedendo all'interno di queste filiere in questi anni, soprattutto anche alla luce della pandemia, della riorganizzazione dei mercati internazionali. Perché da un certo punto di vista ci aspettavamo un'azione di reshoring, no? Più spinta, perché giustamente il mondo chiude, alcune difficoltà di approvvigionamento si sono manifestate, e il nostro territorio si aspettava, viste anche le maestranze che ci sono, un investimento ulteriore all'interno del territorio veneto. E invece per alcuni, dove prima veniva evidenziato bene dall'assessore, c'è una dinamica
diciamo legata alla finanza, per cui gli elementi economici e finanziari sono preponderanti anche rispetto all'attenzione al territorio nel quale si è insediati e si investe, e probabilmente le logiche sono diverse. Allora dobbiamo capire come noi riusciamo a mantenere le imprese che ci sono e vogliono costruire un pezzo di sviluppo assieme alla filiera, oppure attrarne di nuove che hanno voglia di valorizzare una serie di filiere che sono con maestranze, con competenze molto alte. Le devo dire che in questa prima fase non ci sono delle ripercussioni immediate, però la preoccupazione rimane. Certo. Certo. Assessore Donazzan, tra l'altro giovedì alle 17 in municipio Longarone, il sindaco di Longarone Roberto Padrin e presidente della provincia ha anche convocato un tavolo territoriale con i sindaci per fare il punto della situazione di Safilo. Non so se ci sarà anche lei, ma al di là di questo... Insomma, lei nel bellunese ha frequentato molto il bellunese negli ultimi anni, ACC, Ideal Standard, rischia di diventare l'ennesima battaglia di territorio? No, questa è una battaglia nazionale, una battaglia che facciamo tutti insieme, in particolare qui in Regione. Allora è nazionale perché l'occhialeria è un settore strategico per il Made in Italy e per il fashion, la moda, il lusso, quindi nazionale. Questo governo sta non solo nella sua ridefinizione, rinomina del ministero che si chiama, ricordiamolo, delle imprese del Made in Italy, sta mettendo l'accento su queste, ma sta anche costruendo politiche che siano vere e efficaci e anche che abbiano delle conseguenze reali, altrimenti noi facciamo dei proclami. È regionale perché, come lei ha ricordato, non solo io da tanti anni frequento il bellunese e ne abbiamo tantissime, peraltro aziende che poi abbiamo quasi sempre salvato, abbiamo trasformato, siamo stati capaci con la capacità del territorio, ma dei lavoratori soprattutto, perché c'è veramente tanto attaccamento alle proprie imprese e la determinazione degli enti locali, della politica. Abbiamo sempre lavorato insieme di non sbagliare, ecco, questo è un altro nell'accompagnare, e quindi molte le abbiamo portate a una bella trasformazione. E quindi non è una battaglia di territorio. Io giovedì non potrò essere perché sono impegnata in un'altra crisi che avevo già calendarizzato quando è arrivato l'invito del sindaco Padrin, del presidente della provincia, e quindi è giusto che il territorio si confronti, si ascolti, si sensibilizzi. Bisogna però gestire bene queste questioni con l'ordine che noi ci siamo sempre dati in questo tempo, con l'autorevolezza dei tavoli e anche con le relazioni costruite bene. Non dimentichiamo che stiamo parlando di aziende quotate in borsa e di dinamiche che sono particolarmente delicate. E Assessore Donazzan, lei nei giorni scorsi ha lanciato un allarme, secondo me molto puntuale, sul credito alle aziende dopo la pandemia. Se ne parla troppo poco forse, so che Ribon sul tema è molto sensibile, ma c'è un alert specifico. Donazzan, è così? Sì, c'è, e quando abbiamo fatto il nostro convegno, era presente anche Ribon, il nostro convegno sulla gestione delle crisi, no? 10 anni di gestione delle crisi in Veneto, perché abbiamo un po' costruito un modello nella gestione. Tra gli interlocutori autorevoli, in particolare la parte finanziaria che si è seduta, ed erano fondi che nel tempo ci hanno aiutato, quindi fondi buoni, i fondi buoni che ci hanno aiutato nel rigenerare le imprese, nel dare credito o nel non strozzare, perché sono stati buoni anche quelli che li avevano prese in difficoltà e non le hanno strozzate, ci hanno segnalato un problema che è quello della seconda metà del 2023, quindi lo preannunciamo, nel senso che va visto tempestivamente, di aziende che non riusciranno ad onorare tutti i prestiti che hanno ricevuto in Covid e durante queste proroghe. Perché il costo del denaro è aumentato, perché devono essere restituiti, ma le nostre imprese sono state costrette con l'aumento dei costi e delle materie prime a non guadagnare, alle volte a lavorare in perdita, e quindi fanno fatica, non hanno potuto mettere
a risparmio o accantonare ciò che devono iniziare a restituire. Questo rappresenta un grave problema. Qualche soluzione, ma una di queste deve essere affrontata a livello centrale, perché si dovrà pensare o a riassicurare questo tipo di debiti o a dilazionare nel tempo, perché altrimenti rischiamo di mettere veramente in difficoltà le nostre imprese. Ribon, immagino lei condivida questa riflessione di Donazzan. Sì, la condivido e aggiungo anche alcuni elementi. Allora, il primo è che non è un problema recentissimo, nel senso che se noi andiamo a vedere tutti i dati che analizzano il flusso di accesso al credito, le piccole imprese negli anni sono state fondamentalmente tagliate fuori dai canali tradizionali, e questo si è acuito nel corso del tempo, arrivando poi comunque a una fase in qualche maniera straordinaria come quella del Covid, dove il preammortamento ha facilitato un accesso, cioè nella fase di accesso al credito c'è stata una fase di preammortamento che adesso sta arrivando a conclusione. Qui il tema è capire come riusciamo a declinare le disposizioni europee, che non sono fatte a misura di piccole imprese. Da Basilea in poi tutte le disposizioni hanno un taglio di riferimento più alto rispetto alle strutture aziendali e alla conformazione delle nostre imprese, con gli strumenti che abbiamo, a partire da quelli esistenti, dai confidi all'utilizzo dei fondi regionali, alle dinamiche delle finanziarie regionali, cioè tutti gli strumenti che ci sono, che devono essere ritarati in una dinamica che consenta di accedere al credito per fare gli investimenti e strutturare le imprese. Questo non vuol dire che le imprese aumenteranno di dimensione, ma aumenteranno di struttura, cioè dobbiamo trovare il modo di aiutare queste imprese ad essere in linea anche, faccio un esempio molto pratico, con tutte le richieste che arrivano per l'accesso al credito, ad esempio sulla tematica dell'ESG, che sarà cogente nei prossimi mesi, sui quali dobbiamo accompagnare le imprese. Ecco, qua purtroppo la scelta che è stata fatta, che è stata utile nel periodo Covid, è stata quella di concentrare tutte le forze sul fondo centrale di garanzia, e quindi in una dinamica di supporto diretto, ma questa dinamica qui ha solo dilazionato e spostato in avanti il problema, perché probabilmente dobbiamo miscelare gli strumenti. Assessore Donazzan, so che fra 3 minuti ci deve lasciare, però vorrei mostrarle un servizio, se possibile, che ci arriva da Padova per un fatto di cronaca che ha fatto discutere parecchio nei giorni scorsi, un fatto di bullismo. La Procura dei minori ha aperto un fascicolo sull'aggressione di 3 tredicenni al centro commerciale Ipercity di Albignasego da parte di una banda di bulle e minorenni. Polizia e carabinieri stanno indagando e hanno acquisito i video delle telecamere di videosorveglianza. I nostri microfoni parla il papà aggredito nel tentativo di proteggere la figlia. Questa è la sua testimonianza rilasciata a Valentina Visentin poco fa. Appena sono arrivato lì, perché ho capito che stava succedendo qualche cosa, sono sceso dall'auto e mi sono precipitato, ho cercato di aprirmi, di farmi largo in mezzo a questo drappello. Io non ho visto la paura, ho visto il terrore negli occhi di una ragazza, tutto il trucco colato sul viso, le lacrime, e un'altra ragazza che viene erroneamente definita coetanea, perché qui non sono coetanee, sono più grandi di loro, che le teneva un braccio sul collo e con l'altro le tirava i capelli. Questa è la scena che gli si è parata davanti appena arrivato nel parcheggio del centro commerciale. Il racconto è del papà intervenuto sabato pomeriggio all'Ipercity di Albignasego per salvare la figlia tredicenne picchiata da un branco di bulle. Lui e la moglie a loro volta sono stati aggrediti e minacciati. Mi sono ritrovato per terra, io so solo che ho sentito calci, pugni, mi sono rialzato, ero con mia moglie. Mia moglie è stata aggredita, penso da un'amica di questa ragazza, ha preso un ceffone in pieno viso. La ragazza, mimando con un gesto, con l'alluce sotto la gola, gli ha detto: io sono albanese, io so chi sei, so dove abiti e ti taglio la gola o ti faccio tagliare la gola.
Per tutelare la figlia, appena tredicenne, non mostra il volto, ma il papà ci tiene a raccontare la gravità di quanto è accaduto sabato, perché si è trovato nel mezzo di una spedizione punitiva organizzata per vendicare la denuncia per estorsione. E cosa ancora più grave, a guardare quell'aggressione c'erano una cinquantina di ragazzi, spettatori inermi di una violenza senza scrupoli. Erano lì a guardare, nessuno ha chiamato aiuto. Questa non è una rissa che è comunque sbagliatissima, che non esiste, dove i ragazzi decidono. Questo era un'aggressione fatta da ragazze più grandi di 2-3 anni, 5 e altri 30 ragazzi contro 3 ragazze indifese. Questa si chiama aggressione. Il messaggio che voglio mandare ai ragazzi, ai genitori dei ragazzi che erano presenti è: ma voi genitori sapete dove sono i vostri figli? Sapete che gente frequentano? Sapete che cosa fanno? Perché io ritengo che essere genitori è la cosa più difficile del mondo. Essere genitori non vuol dire fare figli, vuol dire seguire i figli, vuol dire educarli. Ora il papà di questa tredicenne, vittima delle bulle, si aspetta giustizia per la figlia e per tutte le altre ragazze minacciate per mesi e picchiate. Sono convinto, purtroppo, che queste 2-3 ragazze artefici di tutto non siano salvabili, ma gli altri sì. Io spero che siano salvabili, e solo interessando i genitori, che forse tante volte si dimenticano, rispondono loro delle conseguenze. Io ho subito danni fisici, materiali al mio veicolo, sono i genitori che rispondono. Io mi aspetto azione, anzi non è che mi aspetto, io la pretendo, io la esigo l'azione, perché è solo così che si risolvono questi problemi, ma non per me, per tutte quante quelle che sono state soggiogate da queste ragazze. Assessore Donazzan, fino a poco fa abbiamo parlato di lavoro, ma lei ha anche la delega pesante sull'istruzione. Che effetto le fa sentire una testimonianza di questo tipo? È agghiacciante, Christian, è inquietante ed è urgente che si intervenga. Ha ragione quel papà, qui va il mio abbraccio morale a quelle figlie a quelle ragazzine che sono state aggredite, e durissima deve essere la risposta nei confronti della comunità e dello Stato, ma prima della comunità. E vuol dire chiamare all'appello i familiari delle delinquenti, non è che dobbiamo chiamare le ragazze, sono proprio delle delinquenti, e dei ragazzi che stavano a guardare. Perché ancora una volta, come nell'episodio di Rovigo in classe, c'è la maggioranza silenziosa che fa da spettatore. Cosa ci è stato insegnato? Che dobbiamo girare la testa dall'altra parte? Ma cosa abbiamo insegnato a questi ragazzi? Che va bene tutto, che devono farsi i fatti loro? Cioè questo è il tema. Allora abbiamo un problema tutti, abbiamo un grosso problema come comunità, non siamo mica la civiltà che pensiamo di essere, siamo veramente terribili. Si guarda, si fa finta di niente, si gira la testa dall'altra parte. Questo non è veramente, per me non è mai stato accettabile. Io alle volte mi espongo fin troppo quando penso e credo in qualcosa. Però penso che sia giusto così, e in questo caso veramente una grandissima emergenza educativa. E 2 flash, Assessore, poi la lascio davvero. Prima, in apertura di questa prima edizione, abbiamo visto la conferenza stampa di Carlo Nordio a Roma con Tajani e Piantedosi. Il tema è quello del 41 bis di Alfredo Cospito, che è stato trasferito opera a Milano per le sue gravi condizioni di salute, ma Nordio tiene la barra dritta, mi verrebbe da dire, sul 41 bis, dice indispensabile, la magistratura è sovrana. Sono comparse delle scritte un po' in tutto il Veneto, ne abbiamo parlato in apertura con la nostra Lina Paronetto da Treviso. Insomma, da questo punto di vista fa bene Nordio a ribadire la linea, che peraltro è quella espressa nelle scorse ore anche dalla Premier Meloni. Certamente, massima fiducia a Carlo Nordio, ma non lo dico io lo dico da cittadina in questo caso, sapete. Avere visto finalmente un ministro della giustizia che ha un altissimo senso dello Stato, del diritto e della libertà, che ha un'esperienza così formata, mi rassicura rispetto alle scelte che sta operando e alla linea che sta tenendo. Le faccio un'ultimissima domanda, il sondaggio di Ring di questa... Perdo il treno. Solo sì o no, è il sondaggio di Ring di questa sera. Zelensky a Sanremo, siete d'accordo? No. La lascio al suo treno, Assessore. Arrivederci, grazie. Allora, Ribon, ritorniamo sui temi economici. Ho anticipato
Donat-San, perché mi sembrava giusto sentire la sua opinione su queste tematiche calde. La relazione dell'Istat la possiamo vedere anche dall'Ansa.it. Il PIL sale a più 3,9% nel 2022, oltre le stime del governo. Questo è un dato ovviamente positivo e tra l'altro anche nei prossimi mesi si parla appunto di una rivisitazione di queste stime, quindi le stime che vengono riviste al rialzo un po' in tutta Europa, ma in particolare in Italia. Come va letto questo dato? Va letto cercando di comprendere come è stato generato, per cui chi sono gli attori che hanno movimentato questo PIL? Sicuramente c'è una fortissima componente legata alla dinamica delle imprese e dei loro lavoratori. Questo ci fa capire che il nostro tessuto è in grado di reagire e la dinamica si è vista nella seconda parte del 2022, nonostante anche la difficoltà legata ai temi energetici e ai temi legati poi che sono un po' derivati anche dalla dinamica del conflitto in atto. Oltre a questo c'è un'altra cosa che secondo me andrà evidenziata. Io vi segnalo questi due elementi che poi avremo modo di far emergere anche nei prossimi giorni, sono la dinamica degli investimenti e la dinamica dell'export. Questo fa capire che le imprese hanno riposizionato la loro modalità lavorativa, si stanno riaffacciando ai mercati internazionali e quindi spingono. Cos'è che rimane un grande punto di domanda? Il tema dei consumi e il tema legato all'occupazione. Sul tema dei consumi pesano le zavorre che in qualche maniera hanno rallentato un po' il potere d'acquisto degli italiani e anche dei veneti, e questa cosa qui la percepiamo tutti, cioè c'è una spirale che tra le spese del trasporto e del carburante e dell'energia a cascata, poi tutto questo si ripercuote anche sui beni di consumo e le imprese, cioè le famiglie in particolar modo, stanno rallentando questa propensione. L'altro tema è dell'occupazione, cioè che cosa sta succedendo al mondo dell'occupazione? Credo che in Veneto non ci sia un problema strutturale, ma c'è una riorganizzazione in atto, ci sono tanti spostamenti, tante dinamiche anche, lo vediamo con la nascita della demografia delle imprese, anche di cambiamento nel mondo del lavoro, per cui c'è una propensione all'apertura di nuove imprese, ci sono dei cambi legati anche di lavoratori che sono a tempo indeterminato, c'è tutto un sistema che si sta riorganizzando in maniera diversa. Allora, che cosa ci dobbiamo aspettare da questo 2023? Intanto avere degli indirizzi strategici, per cui quali sono e come affrontiamo alcune tematiche più ampie, cioè le faccio due esempi. Quello legato alla normativa green degli edifici, che cosa vuol dire per il mondo della casa e per l'impatto della filiera della casa e anche su quello che impatta in termini della evoluzione dell'aspetto abitativo per le famiglie. Oppure quello legato alla transizione di un comparto importante come quello dell'automotive. Che cosa vuol dire? Che macchine dovranno essere prodotte e realizzate e che filiere parteciperanno, che imprese parteciperanno a questo? Ecco, questo è il punto di domanda grandissimo dell'incertezza del 2023. Per il resto le imprese e i loro lavoratori si muovono e si danno da fare, ma adesso abbiamo bisogno, per affrontare queste sfide, un po' di prospettiva. La famosa resilienza. Tra l'altro, per capire la complessità del mondo che stiamo raccontando, ci sono anche le storie positive, molto positive, perché se prima abbiamo affrontato i nodi Safilo, AkzoNobel e altri, Speedline nelle prossime ore, questo incontro tra i vertici del Ministero e l'assessore Donat-San, a Cessalto per esempio c'è una grossa azienda tedesca che sta investendo e sta investendo parecchio, c'è stata una variante urbanistica al piano regolatore, insomma ne abbiamo parlato 10 giorni fa al telegiornale, ma vuole ricordarci questa operazione, Sindaco Crosato? Sì, è una multinazionale tedesca che investirà oltre 90 milioni di euro a Cessalto
per creare il stabilimento più grande che hanno in Italia. Questo anche grazie al fatto che la vicinanza con l'autostrada è ottimale o comunque dà delle possibilità alle nostre zone industriali, c'è salto a 2 zone industriali, ma soprattutto anche perché c'è un tessuto economico legato al mondo del packaging dei mobili in questo caso, che si sviluppa e si consolida. Qui serviva praticamente una prima lavorazione delle materie prime, del cartone, il cartone ondulato, e quindi anche in questo c'è stata la risposta di questa multinazionale che ha dato la disponibilità a venire a Cessalto a fare un forte investimento. Ci sarà comunque un indotto di un centinaio di persone, quindi anche crea ricchezza, crea movimento per il paese, ed è importante soprattutto perché... Si tratterà adesso appunto di trovare il personale, perché poi sì, c'è anche questo aspetto, no? Sì, parlavamo di competenze prima con la Donazzan, ma... Assolutamente, in effetti ieri ho avuto un incontro anche per capire come faranno, e vogliono già formare da subito, ancora prima della costruzione dello stabile, già cominciare la formazione del personale, spostandolo momentaneamente in altri distretti che hanno, al fine di spiegargli tutta la parte della sicurezza, ma soprattutto la parte legata al macchinario da utilizzare. Quindi anche questo è una buona attività. Sul sito ci sono tutte le informazioni, ma anche soprattutto l'intervento di questa grossa multinazionale va a consolidare anche le altre aziende, perché si crea a cascata, a filiera, l'appropinguamento di materiali crea anche stabilità poi nella loro produzione. Quindi è un intervento molto molto importante. Composito, Ribon, perché chiudiamo così, si parte sempre ormai, non può essere altrimenti, soprattutto se parliamo di manifattura innovativa, dalle competenze che sono sempre più rare, introvabili. Beh, soprattutto perché i macchinari che devono essere utilizzati sono macchinari complessi, cioè nel senso che l'operaio generico è una figura che via via è evoluta e ha necessità di ibridare competenze puramente pratiche con la conoscenza anche degli strumenti, e qui è un esempio. Ma lo vediamo in tutte le nostre imprese che lavorano in filiere importanti e soprattutto agganciate anche a dinamiche internazionali. E queste competenze qui, noi abbiamo 2 problemi che dobbiamo affrontare: quello demografico, che è un problema strutturale, e quindi sicuramente nei prossimi anni faremo difficoltà a trovare numericamente giovani disponibili ad entrare nel mercato del lavoro, che hanno numericamente la possibilità di entrare nel mercato del lavoro. E poi abbiamo il di trasformare le competenze di molte persone che sono già adesso all'interno del mondo del lavoro e che devono aggiornarle su ambiti come quelli sostenibili, digitali, che sono quelli che in qualche maniera vengono richiesti dalla sfida competitiva. E come lo facciamo? Diciamo che in molti attori ci dobbiamo interrogare su questo. Sicuramente va ricostruito una relazione più forte tra il mondo scolastico e il mondo delle imprese. E la seconda cosa, bisogna fare un po' i conti con le dinamiche dei flussi migratori, ma magari con intelligenza, cioè senza ideologia, diciamo, da questo punto di vista. Direi di sì. Grazie Matteo Ribon, direttore della CNA del Veneto. Buon lavoro Ribon. Anche questo è un tema, no? Affrontare la questione dell'immigrazione senza ideologia né ideologismi, perché poi alla fine le fabbriche hanno bisogno di profili, dall'operaio generico a quello specializzato. Assolutamente, lei Cristian conosce Cessalto perché ormai è venuto tante volte e ci fa piacere, e sa che siamo una comunità ormai abbastanza multietnica, abbiamo diverse nazionalità, questo perché comunque si sono creati posti di lavoro, le aziende hanno dato la possibilità di avere nuove famiglie, e anche in questo è importante tutta l'azione del comune, della scuola, verso tutto quello che è l'integrazione, ed è anche, lei si ricorda anche in avvenimenti molto tristi come l'ultimo cittadino che è mancato per
un incidente sul lavoro, come anche qui si è sviluppata l'integrazione, perché comunque pur non essendo diciamo credenti cattolici hanno voluto comunque il passaggio in chiesa, e anche questo è molto simbolico perché dà l'idea che comunque siamo una comunità e accettano le nostre regole senza imporle, e questo è stato molto bello. Lei fa riferimento, lo dico per chi è a casa, all'ultimo saluto a Dritan, l'operaio poco più che quarantenne, morto poco prima di Natale in una cantina a Cessalto per le esalazioni di una cisterna. Ecco, in quel caso, sì, mi ricordo, ero presente ai funerali. C'era un'intera comunità, c'erano più comunità nella stessa comunità. Sì, assolutamente, ma sono segnali che partono dalla parrocchia, ad esempio lasciando la possibilità a tutti i ragazzi di frequentare la parrocchia indistintamente dal credo e quindi di creare la vera comunità, e queste sono forse le cose più belle che un sindaco può vedere. E noi torniamo su un fatto di cronaca. Con Crosato ne abbiamo parlato più volte, di sicurezza stradale, è un altro tema di grandissima attualità. Esattamente un anno fa, poco più, il 30 gennaio, la morte delle due cugine sulla 28 di Sara e Jessica, una vicenda che abbiamo seguito da vicino nel corso di tutto il 2022, un anniversario che riapre una ferita che in realtà per i genitori, per le persone più vicine a queste due ragazze non si è mai rimarginata. Lo ricorderete, erano state travolte dall'auto di un imprenditore bulgaro poco più che sessantenne, che poi si era dato alla fuga tra i campi, era stato ritrovato a casa con un tasso alcolemico tra l'altro più alto del consentito. Poi c'è stata la sentenza di primo grado in tribunale a Pordenone, insomma sono stati mesi concitati. Abbiamo voluto fare un po' il punto con i familiari, a partire dal papà Alain, che spesso è stato nostro ospite. Oggi è un anno esatto da quel maledetto giorno. Sì, esatto. Oggi sono 365 giorni che mia figlia e mia nipote sono scomparse e è un giorno molto triste. A parlare con un filo di voce è Alain Fragasso, padre di Jessica e zio di Sara Rizzotto, le due cugine uccise dal pirata dell'A28, l'imprenditore alla guida del SUV, risultato in stato di ebbrezza e altre volte sanzionato per lo stesso reato. Ci mancano tanto e per noi la vita è cambiata completamente, cioè non ha il senso di prima. Ci hanno tolto tutto e quindi noi andiamo avanti perché bisogna andare avanti, però... Da quel giorno la cameretta di Jessica è rimasta come lei l'aveva lasciata. Ce la sentiamo sempre vicino e quindi così insomma siamo sempre in questa camera per ricordarla. E nella sua cameretta, fra le sue cose, che Jessica riposa in pace, così hanno voluto i suoi cari, per tenerla il più possibile vicino, fra i suoi libri, le foto dei viaggi, i suoi ricordi. Il 6 febbraio si terrà l'udienza di appello del processo a carico di Dmitry Traikov, che in primo grado è stato condannato a 7 anni. Alain Fragasso chiede non ci siano sconti per il pirata della strada. 7 anni, 5 sono pochi, però almeno che giustizia sia fatta. Non dico che dopo si ritorna a vivere, perché assolutamente no, però giustizia per loro due. In casa Fragasso il ricordo è vivo, così come il dolore. Forse era meglio sì che ci portava via anche noi, perché è una sofferenza troppo grande e è difficile andare avanti, però siamo fortunati perché abbiamo tante persone che ci vogliono bene, abbiamo tanti amici ed è questo probabilmente la forza che ci fa andare avanti. Inizio gennaio, tra l'altro, a Marino di Piave c'era stato un memorial, una partita di calcio dedicata proprio alle due ragazze. Insomma, la comunità davvero si è mobilitata. Lo stesso Alain Fragasso, che in 2 occasioni
è stato anche contattato, chiamato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, insomma un caso che ha scosso le coscienze, non potrebbe essere altrimenti, e che ha posto l'attenzione sul tema della sicurezza stradale. Non solo questo caso, ma è chiaro, è una storia estrema e quindi si è riflettuto su questo. Il sindaco di Cessalto Crosato insomma ne sa qualcosa, perché Cessalto è da sempre l'epicentro di tanti, troppi incidenti, non solo in autostrada, sindaco. Sì, non solo in autostrada, perché purtroppo poi le auto si riversano nelle nostre strade comunali, strade provinciali, che non sono completamente inadatte ad avere questo grande afflusso di veicoli e spesso succedono grossi incidenti. Abbiamo avuto recentemente la mancanza di alcuni cittadini, quindi ragazzi anche giovani, e vite spezzate, e poi vedi i vostri servizi e vedi appunto i genitori, la loro mancanza, il loro dolore che non passerà mai. In effetti il servizio che si riferiva a quella del Memorial mi ha colpito particolarmente questo papà che ricordava la propria figlia, che diceva appunto forse era il caso che succedesse anche a me, e veramente sono cose che rimangono, e fate veramente bene a ricordarle, perché devono essere da monito anche per i nostri ragazzi, devono avere tanta assolutamente attenzione. Perché, come diciamo sempre, la cronaca a volte si esaurisce in un giorno, poi resta tutto un carico di dolore, ma anche di significati che vanno al di là del caso specifico. Io volterei ancora una volta pagina, ritornerei sull'attualità. In questi giorni, come sapete, si sta tenendo a Caorle la fiera dell'Alto Adriatico. È un momento di condivisione, si parla di turismo, di valorizzazione del territorio, ma ovviamente anche di temi di più stretta attualità. Uno che non smette mai di essere un tema di stretta attualità è quello delle concessioni balneari. Come sapete si sta valutando l'ennesima proroga alla Bolkestein. In realtà gli operatori balneari veneti chiedono una soluzione alla veneta, ma sentiamo le parole pronunciate poche ore fa da Alessandro Berton, che è presidente di Union Mare, ovvero degli stabilimenti balneari degli operatori del Veneto. Sentite Berton. Siamo soddisfatti perché oggi abbiamo avuto modo di rappresentare con forza, con energia alle istituzioni di qualsiasi livello quali sono le buone pratiche che ormai sono consuetudine nella costa, ma soprattutto qual è stata la serietà, la consapevolezza con cui questo territorio ha saputo reagire alle tante criticità che continuano ad attanagliare il nostro comparto, a partire proprio dall'annoso tema delle concessioni demaniali. Da tempo stiamo lavorando per preparare le aziende, per far sì che quando sarà il momento di affrontare i percorsi di evidenza pubblica possano essere pronte, perché l'obiettivo è quello di ottenere la riassegnazione di questi titoli. Confidiamo che sarà così, ma chiediamo con forza al governo di produrre dei criteri meritocratici che consentano di riconoscere il valore che in tanti anni gli operatori veneti hanno saputo creare, investendo e realizzando dei sacrifici economici importanti per valorizzare, come ha ricordato anche ieri il governatore Zaia, un grande miracolo economico italiano, e bonificare delle aree che 50 anni fa non avevano alcun valore, non producevano ricchezza e soprattutto non producevano occupazione. Da quanti anni, Sindaco Crosato, che sentiamo parlare di Bolkestein, di questa liberalizzazione delle spiagge? Ora il nodo sta venendo al pettine, mi verrebbe da dire. Sì, io conosco molto bene la situazione per altri incarichi che ho avuto in passato, conosco Alessandro, e anche mi piace però ricordare anche tutte le attività sociali che hanno fatto e che hanno dato modo di fare, come nel caso di spiagge per persone disabili, quindi anche una grande attenzione verso le fasce della popolazione in difficoltà, quindi tutto ciò deve assolutamente essere ricordato. La transizione è inevitabile, però deve essere lenta e bisogna preparare le nostre aziende
a riuscire a rispondere a quello che è la nuova economia e anche affrontarci con dei competitor più ampi. Quindi secondo lei non è da procedere con una nuova proroga, bisogna affrontarla la situazione, insomma. Assolutamente, lo Stato spero che comunque sia vicino a queste imprese e che riesca a dargli gli strumenti per competere con altri competitor molto più forti. È vero, hanno dato grandissima ricchezza al nostro paese, se andiamo tutti in mente e nelle memorie, andiamo indietro a 50 anni, Alessandro è della zona di Caorle e abbiamo visto che è cambiato in maniera radicale, hanno un'attività professionale, creano ricchezza anche per le imprese del retroterra. Quindi e più volte ne parliamo, tra l'altro poco meno di 2 settimane fa Bertone era qui con noi, avevamo fatto un po' il punto della situazione. Come spesso è nostra ospite Roberta Nesto, che è sindaca di Cavallino Tre Porti, il principale comune in Europa per il turismo all'aria aperta, il turismo dei camping, ma soprattutto è presidente della conferenza dei sindaci della Costa Veneta, che è questo organismo che raggruppa tutti i comuni del litorale, da San Michele appunto al Tagliamento a Rosolina, Portoviro, Porto Tolle. Che cosa chiedono i sindaci del litorale? Chiedono il riconoscimento dello status di città balneare. Anche qui ve ne abbiamo parlato più volte, ma ci sono grosse aspettative nei confronti dell'esecutivo Meloni. Sentitela Nesto. Sono convinta che i territori debbano avere una gestione più vicina possibile a quelle che sono le realtà e le peculiarità dei singoli comuni, quindi credo che pensare di avere delle regole generali, una cornice, soprattutto anche per il demanio, per le concessioni, sia utile, ma poi devono essere declinate nei singoli territori adattandosi a quelle che sono le peculiarità delle spiagge, dei comuni e delle varie zone. Ed è quello che in sostanza abbiamo detto, pensando alla necessità di avere lo status di città balneare nel momento in cui il sindaco deve dare risposte, deve avere gli strumenti. Quindi nel primo panel abbiamo evidenziato proprio questo. Poi un altro panel che abbiamo avuto oggi riguardo a com'è il turismo, come si è sviluppato, le presenze, se siamo in grado di essere il numero 1 e se siamo in grado di essere competitivi. La mia risposta è assolutamente sì, se c'è una sinergia tra pubblico e privato e se continuiamo a fare formazione e a pretendere delle regole certe. E quindi anche qui torna il tema dello status di città balneare di cui abbiamo tanto bisogno. Adesso siamo in grado di andare a Vicenza con il nostro Carlo Inghilleri, che si trova in comune per fare il punto di un progetto che punta a rivoluzionare uno dei luoghi nevralgici del degrado nel capoluogo berico, via Gorizia, proprio a ridosso di Campo Marzo. Ci colleghiamo quindi con Carlo Inghilleri, che si trova con l'assessore Ierardi. Sentiamo Carlo, buongiorno. Carlo, mi senti? Carlo? Non ci sente. Va bene, non importa, cerchiamo di ripristinare il collegamento subito dopo la pubblicità. Sindaco, lei resta con me, abbiamo tanti nodi ancora da affrontare. Assolutamente sì. Allora, pubblicità, prima un po' il meteo, fra poco. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Giorni della merla tra alta pressione e spifferi artici. La prima parte della settimana sarà contraddistinta da un addolcimento termico e da un tempo buono. Il dettaglio di martedì 31 gennaio. Sul Veneto condizioni stabili e soleggiate, salvo qualche occasionale passaggio di nubi alte. Nelle ore più fredde possibili riduzioni della visibilità in pianura con foschie e locali banchi di nebbia. È ancora di grado 3, ovvero marcato il pericolo di valanghe sulle Dolomiti. Temperature in contenuto aumento, minime tra lo 0 e i -3 gradi, massime tra 6 e 8 gradi all'incirca.
Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui cielo in prevalenza sereno, poco nuvoloso al confine con l'Austria. Al mattino estese gelate anche sulla pianura e non si esclude qualche locale foschia o banco di nebbia sulle zone costiere. Temperature minime intorno a 1-2 gradi, massime sui 6-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà soleggiato ovunque, vedete, con cielo limpido o velato. Temperature minime sotto zero, massime sugli 8-10 gradi. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Di nuovo in diretta per continuare il nostro racconto di questo martedì a Nord-Est. È rimasto con me Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia. Ci ha raggiunto Gianluca Forcolino, lo conoscete tutti, della Lega, già assessore al bilancio della Regione del Veneto, amministratore di lungo corso del Veneto Orientale. Poco fa tra l'altro abbiamo parlato della conferenza dei sindaci del litorale, che se non sbaglio è stata una sua idea. Diciamo che è stata costituita con un emendamento alla legge finanziaria proposta dal sottoscritto, ovviamente coordinata con i 10 sindaci della Costa Veneta, e quindi una bella realtà che oggi serve e dà un significato importante a quello che è la vendita di un prodotto che non è più Cavallino, Jesolo, piuttosto che Bibione, ma è la costa dell'Alto Adriatico. Riusciranno secondo lei a ottenere questo riconoscimento dello status di città balneare? Ma io me lo auguro, perché sinceramente ci sono tutte le caratteristiche più che altro, quindi quando si va a chiedere qualcosa bisogna andare documentati, e qua stiamo raccogliendo oltre 30 milioni di presenze all'anno, stiamo parlando della regione più turistica, come ama dire il presidente Zaia in ogni occasione, oltre 18 miliardi di fatturato, e quindi ci sono tutte le caratteristiche per portare a casa questo grande riconoscimento, ed è anche un grande salto culturale fatto dai sindaci che arrivano da diverse fazioni, da centrosinistra a centrodestra, ma qua non vince la politica di casacca, ma vince proprio il territorio, quindi un bel segnale, insomma, del quale mi rendo anche, insomma, sono anche orgoglioso di essermi reso partecipe, quindi in qualche modo di aver contribuito a questa grande realtà. Non so se sono già collegati anche Gabriele Zanella di Unione Popolare e Giacomo Nilandi del Partito Democratico. Se non lo sono lo faranno sicuramente a breve, perché apriamo una lunga pagina politica. Prima però, adesso siamo in grado, lo rivedo, di ricollegarci con il nostro Carlo Inghilleri da Vicenza per parlare di un progetto antidegrado in alcune zone sensibili della città. Buongiorno Carlo. Buongiorno a tutti i telespettatori da Palazzo Trissino. Ci troviamo con l'assessore alle infrastrutture di Vicenza, Mattia Ierardi, che ringrazio per essere qui con noi. E siamo qui perché oggi viene lanciato un progetto antidegrado in una zona importante di Vicenza. Stiamo parlando di Piazza Castello, Campomarzo, ma soprattutto via Gorizia. Per Campomarzo sono stati fino ad oggi investiti qualcosa come 7 milioni e 800 mila euro, di cui 400 mila euro per via Gorizia. Un intervento importantissimo su via Gorizia. Ridiamo dignità a un'arteria molto importante che collega Piazza Castello con Campomarzo, andando a rifare pavimentazioni, illuminazione pubblica, scarico delle acque piovane e soprattutto videosorveglianza. A dimostrazione che il degrado si combatte in questa zona che tutti i vicentini conoscono perché è mal frequentata, si combatte anche con progetti a medio-lungo termine. Si combatte quasi esclusivamente con progetti a medio e lungo termine che riguardano il rado urbano e la bellezza della città. Quindi migliorare le aree vuol dire anche diminuire il degrado e dare una percezione di sicurezza maggiore ai cittadini. Ecco, diciamo anche che lì in quella zona verrà costruito un grande parcheggio, quindi la zona verrà anche rivitalizzata. Si verrà recuperato il parcheggio attuale che c'è dietro il Moresco, andando ad inalberirlo, a migliorarne la permeabilità del terreno con dei stabilizzati drenanti, ma soprattutto ripulendo l'area e dando una visione completamente nuova.
Insomma, una grande rivoluzione in uno dei luoghi nevralgici del degrado di Vicenza. Io ringrazio l'assessore alle infrastrutture di Vicenza, Mattia Ierardi. Direi che da Vicenza per il momento è tutto. Maggiori ragguagli su questo progetto li daremo nel telegiornale di questa sera. Quindi seguiteci. Da qui, da Palazzo Trissino è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie Carlo per questo collegamento con Vicenza. Insomma, qui ho un sindaco, un ex sindaco e sappiamo che il tema è sempre molto caldo, o no, Forcolin? Assolutamente sì, poi sono temi per i quali il sindaco scommette anche di solito in campagna elettorale. Uno dei temi importanti del programma, ma del progetto, è sempre quello anche di andare a rimettere in ordine quello che è soprattutto il degrado e il depauperamento del territorio stesso. Quindi insomma Emanuele, che è qua con noi, lo sta facendo oggi e lo sta facendo in modo egregio per la sua comunità. Vedo che insomma è sempre collegato al telefono, vuol dire che insomma capisco e mi tornano in mente appunto quelle giornate H24 dove succede sempre qualcosa, ma il tema che abbiamo appena visto in questa intervista è di assoluta attualità, quindi è fondamentale anche l'investimento, perché sono le piccole cose poi sai che sono quelle più importanti per i cittadini, perché quando si fanno i grandi programmi elettorali si parlano di grandi infrastrutture, molto spesso si parla di un famoso libro dei sogni, no? Che diventa poi quasi sempre irrealizzabile o per certi versi irrealizzabile. Poi invece tu vai a vedere che quando metti a posto le piccole cose, la segnaletica verticale, quella orizzontale, la panchina, il parco pubblico, il palazzo nella sua appunto fatiscenza eccetera, sono quelle piccole cose che rendono grande un'amministrazione, quindi credo che Emanuele in questo senso non possa che darmi conforto. Allora, apriamo la pagina dell'attualità e della politica. Ci siamo occupati di piccole, grandi cose, adesso ci occupiamo del fronte caldo del momento. Questo articolo 41 bis è entrato prepotentemente nel dibattito fino a qualche giorno fa. Il tema era quello delle intercettazioni, adesso spinti dal caso Cospito c'è per l'appunto questo tema. Tra l'altro lo possiamo vedere dall'Ansa.it, è una notizia di poco fa, è proprio l'apertura. C'è stata bagarre alla Camera perché Donzelli di Fratelli d'Italia ha attaccato 4 deputati del PD. Cosa ha detto Donzelli? Ha ricordato l'esponente appunto meloniano che il 12 gennaio 2023 Cospito, mentre parlava con i mafiosi, incontrava parlamentari come Serracchiani, Lai, Orlando e Verini che andavano a incoraggiarlo nella battaglia, chiedendo se questa sinistra sta dalla parte dello Stato o dei terroristi. Cospito è un terrorista, da lì appunto è nata una bagarre. Sicuramente nei telegiornali della sera vedrete queste scene un po' da tutte le parti. Questo a un'ora e mezza dalla conferenza stampa del ministro della giustizia, il trevigiano Carlo Nordio, con Tajani e Piantedosi, dove il ministro ha confermato la linea dura sul 41 bis, non si indietreggia e quindi il tema è proprio questo. Do il benvenuto anche a Giacomo Nilandi, Partito Democratico, e Gabriele Zanella, Unione Popolare. Comincio da lei, Nilandi, perché la bagarre è stata soprattutto tra Fratelli d'Italia e alcuni esponenti Dem. Caso Cospito, fa bene Carlo Nordio a tenere la linea dura su questo caso specifico? Beh, intanto buongiorno Cristian, buongiorno a tutti i telespettatori e anche agli ospiti in studio. Diciamo che mi pare una situazione già vista in questi primi mesi del governo Meloni, dove sulla pelle dei più deboli, sulla pelle dei diritti umani, si sta consumando una vera e propria campagna di distrazione di massa rispetto a quelli che sono i reali problemi del Paese. Dall'altro lato, voglio dire, entrando un po' più nel tema specifico della questione, bisogna capire anche un attimo, secondo me, di cosa stiamo parlando. Stiamo parlando del fatto che abbiamo una persona che sta in una cella di 1,52 m per 2,52 m e vive la stessa condizione carceraria di altri personaggi che però sono dentro in carcere per reati di mafia
e non di certo per reati sicuramente gravi, sicuramente non giustificabili, e lo sottolineo questo, ma che non possono essere sicuramente comparabili con chi si è macchiato dei reati più gravi di questo Paese. Quindi secondo lei, Nilandi, la misura dovrebbe essere revocata, quella del 41 bis per Cospito? Nel caso specifico sicuramente sì, perché la misura del 41 bis è in qualche modo pensata in chiave preventiva, per cui per prevenire e tagliare i canali di comunicazione del detenuto con le organizzazioni criminali che sono all'esterno. Mi domando perché questa misura per Cospito sia stata adottata dopo 10 anni dall'inizio della sua carcerazione e non sin dall'inizio, se si pensava che voglio dire, questo individuo fosse così pericoloso. Faccio presente un altro dato: il reato di cui è accusato Cospito, ovvero il reato di strage politica, nel nostro Paese non è stato applicato né per le stragi di Capaci né per le stragi di Piazza Fontana, per cui ci rendiamo anche un attimo conto di quella che è la sproporzione di quello. Quindi per lei, Nilandi, ho capito che non c'è il requisito, che è anche giuridico, della proporzionalità. Zanella, lei condivide le parole di Nilandi come Unione Popolare? Sì, io condivido le parole di Nilandi. Innanzitutto penso che sul caso specifico, non sul 41 bis in generale, ma sul caso specifico sì, il Ministro si dovrebbe astenere e debba essere la magistratura ad avere voce in capitolo su quale sia la misura più corretta rispetto a Cospito. Perché se basta mettere un tecnico per avere una legittimazione in qualche misura a fare un'ingerenza su una competenza della magistratura, io credo che questo non sia corretta. Nordio è a tutti gli effetti un ministro del governo, è a tutti gli effetti un politico, e rispetto alle misure carcerarie per un imputato io credo si debba assolutamente astenere dal commentarle. Concordo sul fatto che il 41 bis sia in primo luogo una misura preventiva per evitare delle comunicazioni all'esterno, in particolar modo in riferimento alla mafia. In questo caso non sussistono queste prerogative. Ricordo che il 41 bis appunto non è una misura punitiva o afflittiva che possa far sì che in particolar modo una persona nello stato di salute di Cospito possa essere assoggettato a questa misura. Dopodiché ritengo assolutamente anch'io sproporzionata la misura rispetto ai reati, per carità gravissimi, nulla voglio togliere a quello che è accaduto, però non mi sembra insomma la situazione nella quale riservare questo tipo di trattamento afflittivo, punitivo ad un carcerato. Intanto però il clima si sta surriscaldando, lo abbiamo visto anche in apertura di questa prima edizione, le scritte che sono comparse anche a Treviso, non solo a Treviso, e questo in giorni molto concitati per l'appunto ieri, quelle auto date alle fiamme a Roma, prima ancora gli atti che ci sono stati a Barcellona e Berlino, un mese fa ad Atene l'auto andata in fiamme, quella di Susanna Schlein, diplomatica italiana, nonché sorella di Elly Schlein, che sta correndo alla segreteria del Partito Democratico. Insomma, qua Forcolin, il clima rischia di trascendere forse? Ma credo di sì, se continuiamo ad alimentarlo, nel senso che io ho sentito per anni la libertà che doveva avere la magistratura, no? E l'ingerenza che poi aveva magari la politica all'interno di questo. E qua si sono stracciate le vesti tutte le forze politiche in questo senso, in particolar modo la sinistra nel caso, quando si diceva che la magistratura era politicizzata. Mi pare di aver letto in questi giorni che il ministro Nordio ha chiesto prima di tutto, dal punto di vista tecnico, quali fossero le condizioni del carcerato e quindi oggi del soggetto di cui stiamo parlando, no? E quindi se vi fossero anche le condizioni per il carcere duro, il 41 bis. Quindi non mi pare che abbia deciso lui o dato un'indicazione precisa politica, ma semmai dettata anche dalle situazioni operative, oggettive.
Poi è altrettanto vero, e su questo aprirei e chiuderei una parentesi, che se è vero che dobbiamo garantire come esseri umani a tutti una qualità di vita all'interno delle carceri ottimale, nel senso che ne va della salute dell'ospite appunto del penitenziario o del carcere duro come in questo caso, è altrettanto vero che io curo in maniera adeguata e consona alla malattia del paziente, in questo caso se ho un problema oncologico, se ho un problema che devo intervenire, quindi che sia dentro le mura o fuori alle mura, devo aiutarlo nella medesima situazione. Se io decido di non mangiare per 100 giorni, è un po' difficile che poi io possa aiutarti in questo senso dal punto di vista medico, nel senso che è una libertà di scelta, in questo caso del soggetto, di adottare questo regime appunto che da oltre 100 giorni, insomma, mi pare. Quindi, uno sciopero della fame. Secondo lei l'esecutivo non deve cedere a ricatti, se di ricatto si può parlare? No, la butto là. Se poi passasse questo messaggio che basta che qualcuno stia 10-15 giorni senza mangiare, comincia ad andare in una situazione di difficoltà fisica, perché è naturale nelle cose, e quindi ha bisogno che intervenga qualcuno, e per questo si è creato un precedente dove c'è bisogno di situazioni diverse di carcerazione, allora forse metteremmo in discussione anche qualche altra situazione che oggi è nel carcere duro o in questo senso. Per cui secondo me ha fatto bene il Ministro nel dire: uno, chiedo alla parte tecnica, scientifico, medica e operativa se oggi è in grado di rimanere in carcere in quelle condizioni o meno, quindi non lo decido io, Ministro, in questo senso non c'è ingerenza, non lo decido io, chiedo un parere anche medico-scientifico. Dopodiché il 41 bis, se è stato creato e ci sono le condizioni, non è Forcolin a dirlo se merita o non merita, perché non mi reputo sicuramente un professionista della materia, ma dico che se oggi c'è e le condizioni che hanno creato questa difficoltà oggi anche fisica sono dettate da scelte personali, l'ingerenza della politica la vedo poco, vedo il compito di Nordio assolutamente consono e in linea con quelli che Nordio sono i suoi compiti. che dice, poi rispondendo anche ai giornalisti nel corso della conferenza stampa, di fronte alla violenza non si tratta, l'ondata di gesti vandalici giustifica il mantenimento del 41 bis. Crosato. Sì, io la penso esattamente come Gianluca. In alcuni casi anche lo Stato risponde in maniera forte e quindi questo è un esempio. Non spetta a noi giudicare l'aspetto sanitario della persona, leggiamo e commentiamo i fatti però, e in effetti io ricordo che è condannato per una gambizzazione a un dirigente che non aveva nessuna colpa, perché anche il fatto e la protesta non erano conseguenti. C'è anche un procedimento in corso per quanto riguarda un'altra strage e quindi anche qui sono passati anni dal periodo delle stragi, però non così tanti, quindi è anche importante che ci sia una certa attenzione in determinate materie. Capisco tutto, lo Stato appunto in alcuni casi può anche rispondere in maniera ferma e decisa, ed è molte volte quello che chiediamo allo Stato. Qui c'è una magistratura che ha deciso, credo che sia opportuno che nessuno dei politici vada a determinare le cose o il finale di questo evento. Se ci sarà, come è in procedimento, una rivalutazione del caso, sarà la stessa magistratura a dare una risposta. L'altra partita di queste ore, di questi minuti mi verrebbe da dire, perché questa mattina l'ANSA batteva l'orario delle 13, ovvero l'autonomia che arriva in Consiglio dei Ministri, o meglio in pre-Consiglio dei Ministri, perché in tanti hanno scoperto in queste ultime 24 ore che esiste anche il pre-Consiglio dei Ministri. Cosa sta succedendo? Succede che ovviamente si è ritornati a parlare di autonomia con il ministro Roberto Calderoli allineato con i governatori del nord, a partire dal governatore Luca Zaia. Insomma la partita è sul tavolo e il nodo, il progetto proprio in questi minuti è in discussione nel pre-Consiglio dei Ministri, che è il
consiglio preparatorio del consiglio vero e proprio che dovrebbe tenersi nei prossimi giorni, se non sbaglio venerdì. Quindi che cosa sta succedendo? Sta succedendo che si stanno incontrando vari tecnici a Roma, i tecnici del Ministero, per sciogliere eventuali nodi, quindi si tratta di un incontro operativo, preparatorio. Questo di per sé è un bene o un male, Forcolin? Lo chiedo a lei che è esponente della Lega ed è stato spalla destra di Zaia. Ma io intanto dico che lo mettete tutti i giorni, 1927 giorni siano sufficienti per aver metabolizzato di cosa stiamo parlando. Questo lo dico non come battuta, ma proprio perché ai veneti questa domanda arriva spesso, insomma, ma cosa aspettiamo? Abbiamo votato quel 22 ottobre del 17, sono passati 1927 giorni ed oggi leggiamo sulla stampa, perché i titoli di stamattina erano questi: non dobbiamo creare la secessione fra i ricchi e i poveri, le regioni del nord con le regioni del sud. Cioè, io sinceramente sono 5 anni che sento sta storia e forse o c'è qualcuno che non capisce, ma penso che sia qualcuno che maliziosamente vuol far vedere che non ha capito, ma ha capito benissimo di cosa si tratta. Perché l'autonomia è un'altra cosa. E quindi bene che oggi ci sia anche un pre-consiglio dei ministri, si fanno le pregiunte, si fanno i pre-consigli, si può fare anche il pre-consiglio dei ministri, non è questo il tema. Il tema vero è di capire se poi vogliamo entrare in queste dinamiche, in queste tematiche, perché Crosato è qua, i sindaci sono in prima linea, gli amministratori sanno bene cosa vuol dire portare i centri di costo a livello territoriale. Vuol dire, primo, che il cittadino sa e ha sotto mano la situazione del proprio territorio perché sa come si comportano i propri amministratori, i propri delegati. Ci sono delle funzioni che sono assolutamente fondamentali all'interno dell'autonomia e il 116 parla chiaro, cioè qua non stiamo andando fuori dall'alveo e dal solco della Costituzione, siamo dentro la Costituzione. L'ha detto anche Mattarella, che l'autonomia è utile perché crea quelle condizioni in determinati percorsi di efficientare la macchina amministrativa, ridurre gli sprechi, perché appunto porto a chilometro zero questo tipo di risorse. Penso solo al tema del turismo, ne abbiamo parlato prima con la Costa, no? Se l'assessore Caner avesse 1 miliardo di euro a disposizione, quello che oggi mette lo Stato, ma non stiamo parlando di cifre in più, stiamo parlando di quello che oggi investe lo Stato in Veneto per il turismo. La mia domanda è, la leva di crescita socio-economica e quindi di ottimizzare il turismo in Veneto, già prima azienda, sarebbe più importante o meno importante se lo decide il Ministro, con tutto rispetto per il Ministro, ma lo decide Roma piuttosto che lo decida Venezia? La butto là, no? Magari potremmo decidere, visto che abbiamo alle porte Milano-Cortina, eventi importanti, di dirottare esattamente le stesse risorse, però su leve che mi danno produttività, efficienza in modo diretto. Senta Forcolin, lei cita giustamente Mattarella, ma le chiedo, le sue parole, lo spirito del suo pensiero è stato compreso, non vuole essere una domanda provocatoria, certo, ma dai suoi alleati di Fratelli d'Italia, dagli alleati della Lega, perché della Lega di Fratelli d'Italia? Ma sappiamo e sapevamo benissimo che loro hanno comunque un pensiero che è diverso dal nostro, insomma, nascono e storicamente questo provato, insomma, l'ho detto spesso l'amico, l'ex collega Marcato, insomma, noi eravamo quelli via da Roma, loro sono quelli della marcia su Roma, no? Quindi è chiaro che, insomma, su sto tema siamo profondamente lontani. Però qua, siccome non c'è nessuno che deve, scusate, loro sono quelli sulla marcia su Roma, è bella impegnativa, devo sottolineare. No, vabbè, Marcato l'ho detto spesso, insomma, perché per rendere l'idea, insomma, no? Però siccome qua non c'è nessuno che deve, tra virgolette, fregare nessuno, ma si deve fare qualcosa che sia utile quindi deve andare bene per il Veneto, per la Campania, per la Calabria, per la Puglia, cioè deve essere un processo che sta nascendo attraverso i LEP, poi ricordiamolo i livelli essenziali delle prestazioni che sono altrettanto fondamentali. Forse si è perso anche un po' di tempo, dobbiamo dirlo, in questa ultima legislatura, Grillini, Lega Grillini, poi insomma Conte eccetera. Oggi abbiamo anche capito perché insomma Conte ha fatto il suo partito con l'oggetto sociale reddito di cittadinanza, forse l'abbiamo capito che preferisce la via breve, che è quella di continuare nell'assistenzialismo, piuttosto che sporcarsi le mani e dire aspetta che efficientiamo sta macchina, no? E quindi oggi lo vediamo, è in crescita perché il suo partito è quello che dell'autonomia poco importa, anzi l'ha attaccata pesantemente oggi e preferisce che arrivano gli spicci così alle famiglie e quindi alza la sua percentuale. Io vorrei che si tornasse a parlare di serietà sul provvedimento perché, come hai detto te, assolutamente è un provvedimento importante. In Veneto
c'è un'attesa importante, ma non deve essere l'attesa dei veneti, neanche dei lombardi, neanche dell'Emilia Romagna, perché Bonaccini la pensa come noi, magari con un percorso diverso, ma la pensa come noi. Dobbiamo fare un passo in avanti, leggere oggi le dichiarazioni di alcuni esponenti di calibro a livello governativo, anche della stessa Meloni, piuttosto di Bonomi l'altro giorno con Confindustria, mi ha lasciato un po' dei dubbi. C'è qualcuno che butta in aria le carte per far finta di non ricordarci più dove eravamo arrivati. Poi c'è il terribile sospetto che tutta questa accelerazione sul fronte autonomista sia dovuto al fatto che fra pochi giorni, fra 12 giorni se non sbaglio, si vota in Lombardia, dove insomma è vero Fontana. Ma Nilandi, è un terribile sospetto o è una mite certezza questa? Ma Cristian, guarda, io sgombrerei un attimo il campo da quella che può essere la facile polemica politica per entrare un attimo nel merito di quella che è la tematica autonomista, o a me piace più definirla di una nuova impostazione federalista del nostro Stato. Noi come Partito Democratico Veneto abbiamo presentato con il nostro segretario regionale, senatore Andrea Martella, una proposta di legge in Senato nel dicembre scorso, nel quale diciamo chiaramente come la pensiamo su questa tematica, ovvero che ci sono materie, non si può chiedere allo Stato che tutte quante le 23 rotti materie chieste dal Veneto vengano affidate alla Regione, perché ci sono delle materie che invece devono essere di competenza esclusiva dello Stato e altre che invece meritano di essere gestite direttamente da Venezia, da Milano, da Torino, insomma in generale dalla Regione. Milano, le chiedo quali devono essere gestite direttamente dallo Stato secondo lei? Beh, di sicuro la scuola e la sanità, che non possono seguire quelle che sono delle dinamiche regionalistiche, proprio perché la scuola e la sanità sono dei beni comuni universali che devono essere costituzionalmente garantiti da nord a sud del paese e sul quale non ci possono essere impostazioni diverse da regione a regione. Abbiamo visto anche con la crisi pandemica del Covid cosa è successo con l'esasperazione della gestione regionale del tema della sanità nelle varie regioni del nostro paese, per cui rispetto a questo ci vorrebbe un'uniformità di gestione su tutto quanto lo stivale. Quindi lei dice questo. Unione Popolare invece che cosa dice? Tra l'altro Zanella De Magistris la scorsa settimana era qui a Treviso, è stato anche nei nostri studi tra l'altro, per poi solidarizzare con la famiglia di Mattia Battistetti, il giovane morto sul lavoro a Montebelluna, per il quale si è aperto il processo appunto per omicidio colposo. Ma sull'autonomia qual è la vostra idea e soprattutto guardando a quello che sta succedendo o che dovrebbe insomma a Roma, qual è la sua posizione? Noi non difendiamo assolutamente nessuna forma di centralismo e riteniamo a questo proposito che l'autonomia differenziata, così come è stata pensata, sia un'ulteriore forma di centralismo, appunto con messa a fuoco sulla regione. L'autonomia dal nostro punto di vista è un centralismo regionale così come è stata pensata. Esiste indubbiamente un problema Stato-periferia, esiste e è ben chiaro in questi giorni nei quali i comuni, che sono dal nostro punto di vista l'elemento centrale sul quale va fatto il ragionamento, nel senso che sono gli enti che si trovano nella maggior prossimità rispetto ai bisogni, rispetto alle esigenze, rispetto alle istanze sociali. Esiste un problema nel quale sono continuamente vessati, anche in questi giorni con la rottamazione delle cartelle. Ecco, noi riteniamo che sia questo il punto di partenza sul quale rivedere il rapporto tra centro e periferia. Non siamo assolutamente difensori né dello Stato centrale né di queste forme di centralismo regionale previste dall'autonomia. Riteniamo che debba essere garantita la cosa pubblica in termini universali per tutte e per tutti, la scuola, la sanità, le politiche legate al lavoro. Dopodiché ci sono settori nei quali appunto gli enti locali sono i primi a dover far fronte a quelli che sono i problemi dei cittadini, i problemi in particolar modo degli strati deboli della società, e sia da qui che bisogna appunto ripartire con i ragionamenti.
Zanella, Crosato parlava di rottamazione delle cartelle, esattoriali, c'è chi l'ha definita tregua fiscale, chi mini condono, insomma si sono sprecate le denominazioni. Sappiamo benissimo che la maggior parte dei sindaci, tra l'altro anche di centrodestra, non ha aderito di fatto alla possibilità espressa in finanziaria di condonare, tra virgolette, le cartelle esattoriali fino a 1000 euro. Lei ha fatto di più ed è sindaco di Forza Italia. Lei non solo non ha aderito a questa possibilità, ma che cosa ha fatto? Sì, sono andato a prendermi praticamente la banca dati delle persone che non avevano comunque pagato i tributi comunali nel periodo in scadenza quinquennale, quindi il 2016, 2017 e 2018, e sono andato a mandare gli avvisi di accertamento. Abbiamo fatto avvisi di accertamento per circa, a Cessalto, un piccolo comune, 936.000 euro, quindi quasi 1 milione di euro di accertamenti fiscali per tributi non pagati al comune. E quindi ho proseguito in questa cosa dal 2016 al 2018 e ho firmato ben 1400 cartelle e ho voluto firmarle direttamente io, per 2 motivi. In primo, perché non avendo il responsabile finanziario, essendo comunque come tutti i comuni in grande carenza, anche in questi giorni vediamo i concorsi che vanno a vuoto, siamo in grande carenza di personale, mi sono preso io le cartelle, le ho verificate, ho verificato i calcoli e le ho firmate uno a uno. Anche un messaggio politico, non solo amministrativo, perché comunque io vorrei che lo Stato mi desse gli strumenti per premiare chi ha pagato, non il contrario. E quindi è importante questa azione continua e anzi questo effetto è stato positivo, perché tante persone sono venute in comune che magari gli è arrivata l'avviso di accertamento e non sapevano, avevano sbagliato magari a fare il calcolo o quant'altro, mi hanno ringraziato. In altri casi avevo sbagliato io a fare il calcolo, gli ho chiesto scusa, ho ritirato l'accertamento. È stata un'operazione, questo perché non avevo una banca dati. Purtroppo c'era la mancanza e Gianluca, oltre ad essere un esperto del settore, sa quanto sono importanti, perché lui è stato un bravissimo assessore in regione a tutto quello che è il mondo digitale, l'importanza di avere delle banche dati e l'utilizzo delle banche dati. Andrò fino al 2021, andrò avanti tranquillamente, senza nessuna paura, verso il 2021 con gli accertamenti, perché voglio pulire la mia banca dati per arrivare all'elemento più importante, che è quello di dare ai cittadini la possibilità di avere l'F24 direttamente e sapere perfettamente cosa devono pagare. Però lei lancia un messaggio politico, tra virgolette, dirompente, che va contro di fatto quello lanciato dalla sua stessa maggioranza a livello governativo, a livello nazionale, perché insomma la finanziaria dava la possibilità ai comuni di condonare. Lei Era una possibilità. Era una possibilità. Io avevo circa 196.000 euro in quei casi sotto i 1.000 euro e quindi avevo una risorsa importante. Io devo dare risposte ai cittadini. Chi ha fatto il sindaco come me prima sa quanto è importante andare a rispondere alle esigenze in questo momento di tasse, in questo momento anche di difficoltà. Arrivano le bollette, arriva l'energia, la difficoltà arrivare a fine mese. Continuiamo a fare bandi in continuazione, ho appena fatto un bando di 30.000 euro. Quindi non era il momento dei condoni, diciamo. No, assolutamente. Forcolina, ha fatto bene o male Crosato a fare quello che ha fatto? Ma diciamo che poi ogni territorio, ogni sindaco ha anche la sua situazione, perché come diceva giustamente Emanuele, ci sono delle banche dati di comuni magari più grossi, strutturati, che sono in grado di dare altri tipi di risposte e magari questo tipo di accertamenti li hanno già fatti partire. C'è chi invece rincorre il quinquennio per non mandare in prescrizione e quindi creare un danno erariale, e sarebbe molto grave per la pubblica amministrazione. Quindi ogni comune ha la sua. Emanuele è a Cessalto, un comune piccolo comunque, e quindi con le difficoltà che ha ben detto lui e evidenziato lui sul fatto che le risorse, i funzionari, momenti il sindaco fa anche il dirigente della ragioneria, insomma, quindi stiamo parlando di questo, quindi sono veramente pionieri e sono in trincea. E quindi al di là di queste scelte, che possono essere anche appunto soggettive,
sono d'accordo sul fatto che comunque non si debba gettare la spugna e far sì che chi invece le regole le ha rispettate pagando il 16 di giugno, il 30 di giugno e a dicembre la prima e seconda rata del tributo, perché stavamo parlando di IMU, non possa essere messo nelle condizioni di dire io sono stato il solito Pierino bravo, ma alla fine passa quello che mi supera in destra e approfitta di un intero quinquennio dove sapeva volutamente, quindi anche in malafede, di non aver pagato i tributi e oggi non paga né l'imposta, magari viene rottamata l'imposta e gli interessi. Quindi nella migliore delle ipotesi io sarei perché l'imposta che resti sacrosanta, magari con la possibilità di fare delle rateizzazioni, perché poi ci sono anche dei nuclei che sono anche oggettivamente in difficoltà, e magari che ci possa essere la rottamazione in conto interessi e sanzioni, però l'imposta è sacra, se io l'ho pagata perché sono stato un bravo cittadino non vedo perché qualcuno oggi debba arrivare e approfittare di questo. Quindi il governo non ha fatto benissimo a fare quello che ha fatto? Ma capita spesso, io l'ho visto anche quando ero parlamentare, cioè ogni tanto c'è la paura da una parte e la Ragioneria dello Stato magari te lo dice, guardate che qua non abbiamo risorse umane, non abbiamo la potenzialità, potremmo creare una situazione di danno erariale enorme, perché non riusciamo a controllare tutti. Ogni tanto diventa una boccata d'ossigeno, come succede spesso, e quindi tiriamo su un po' di risorse e riportiamo l'asticella un po' più avanti. Ma proprio è un dato oggettivo, perché dall'altra parte ci potrebbe essere veramente una situazione difficile nel recuperarle queste risorse. Stiamo parlando di anni dal 2000 al 2015. Chi va a recuperare risorse magari del codice della strada di cittadini oggi comunitari che prima non erano neanche comunitari? Cioè una battaglia contro i mulini a vento. A volte costa di più recuperarle, esatto, questo è anche il tema. Nilandi, questo delle cartelle esattoriali, del mini condono, è stato un mezzo passo falso dell'esecutivo? Beh, in realtà non è stato un mezzo passo falso, è stato un provvedimento in continuità con quello che sta facendo questo governo, ovvero il continuo strizzare l'occhio all'evasione fiscale, che è uno dei mali più grossi del nostro paese. Mi complimento con il sindaco di Cessalto e anche con le parole di Forcolin, che però sono in netta controtendenza rispetto a quelli che sono stati i provvedimenti del governo. Mattarella nel suo discorso di fine anno ha detto che l'Italia è di chi paga le tasse, dando un messaggio molto chiaro anche a tutti quanti i cittadini e ai molti che queste tasse le eludono o le evadono. Rispetto a questo provvedimento, politicamente parlando, dà un messaggio sicuramente completamente sbagliato, perché come diceva Forcolin, in questo momento si avvantaggiano quelli che sono i furbetti, che magari le tasse non le hanno pagate, arriva questo piccolo condono a discapito di chi magari le tasse le paga sempre. E poi ci ritroviamo nella situazione che sappiamo benissimo tutti quanti noi amministratori pubblici, ci ritroviamo nella situazione nella quale appunto i comuni in questo momento stanno piangendo lacrime amare per lo stato delle loro casse, per cui prima di parlare di autonomia, prima di parlare di altre cose, forse il tema centrale dovrebbe essere anche la revisione di sono d'accordo con quello che diceva Zanella, di quelli che sono gli enti locali primi vicini ai cittadini, in questo caso i comuni, e su quelle che sono la possibilità di gestire le imposte piuttosto che le entrate, piuttosto che le uscite, piuttosto che direttamente i servizi. In questo caso ci sono dei modelli in Europa molto virtuosi che si rifanno a discorsi municipalisti ai quali si potrebbe guardare. Un esempio su tutti è quello di Barcellona, dove è stata quasi cancellata l'intermediazione regionale tra lo Stato e la Regione e si guarda appunto tra un rapporto diretto tra lo Stato centrale e direttamente la comunità locale che ha il polso del territorio. Lei ha citato Zanella, che parlava appunto di comuni, poi quando parliamo di cartelle esattoriali fino a 1.000 euro è chiaro che il governo ha fatto una disposizione che poi aveva ricadute e ripercussioni soprattutto sui piccoli comuni, che sono quelli che erogano le sanzioni o le cartelle di poche centinaia di euro. Quindi diciamo che c'è stata un'invasione di campo probabilmente. Però Zanella, lei preferisce l'autonomia delle regioni, che poi è il tema al vaglio del pre-Consiglio dei Ministri, o il federalismo dei municipi? Zanella, mi faccia capire. Allora, io penso che vada fatta una seria riforma di quella che è la finanza locale.
Oggi i nostri comuni sono eccessivamente assoggettati a dei vincoli di bilancio, quando è provato che solo per l'1,5% gli 8.000 comuni vanno a incidere in quello che è il debito pubblico di questo Paese. Quindi va fatta una riforma a livello locale, a livello di finanza locale, e soprattutto va garantito il pubblico. È inutile dirci che l'entrata, ad esempio, delle banche nella cassa depositi e prestiti ha messo in difficoltà i comuni che si trovano assoggettati a dei tassi di interesse ben più alti di quelli che potevano essere qualche anno fa. Quindi noi siamo per il pubblico, noi siamo per la cosa pubblica. Poi il dibattito, il gioco delle parti tra Stato e periferia è anche eccessivamente prodotto, insomma, per sviare l'attenzione su quello che è il problema vero, che è l'avere una gestione della cosa pubblica che vada direttamente negli interessi dei cittadini. Tuttavia, nel merito, esprimo, insomma, quello che ho espresso prima: va data una capacità di spesa maggiore ai comuni, che sono quelli che si trovano di fronte a quelle che sono le esigenze primarie dei cittadini, i primi, dove i cittadini vanno, in quanto ente di prossimità, a bussare alla porta dell'assessore o dell'ufficio casa. Chiarissimo, chiarissimo. Allora, io prima di mandare la pubblicità e poi ritorniamo insieme per le ultime battute, vi do un aggiornamento di cronaca giudiziaria molto importante, perché torniamo a parlare del delitto di Adriano Armelin, il 25 marzo dell'anno scorso, un delitto che sconvolse Pieve di Soligo e tutta la Marca trevigiana. C'è una nota della Procura a seguito degli sviluppi delle indagini preliminari sull'omicidio a scopo di rapina di Adriano Armelin e in particolare sulla base della relazione del consulente tecnico medico legale che ha effettuato l'autopsia e dei risultati degli accertamenti effettuati dal RIS dei Carabinieri di Parma sulle tracce biologiche, specie ematiche repertate sul luogo del delitto. Cosa è successo? Che l'indagato ora non è più indagato per omicidio preterintenzionale ma per omicidio volontario, aggravato dalla finalità di compiere il reato di rapina. Parliamo del giovane che vedete, Mohamed Boumarwan, che inizialmente per l'appunto era indagato per omicidio preterintenzionale. Ora sono arrivati tutti gli esami, anche l'autopsia. Non solo, si dice che il Boumarwan avrebbe agito con crudeltà per le particolari modalità dell'azione e dall'aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo, di persona tali da ostacolare la privata e pubblica difesa. Il pubblico ministero di Treviso ha quindi chiesto e ottenuto dal GIP una nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti dell'indagato, cui è stato contestato dunque il delitto di omicidio volontario pluriaggravato dalle aggravanti che vi ho citato poco fa. L'ordinanza è stata eseguita nelle scorse ore e ne ha data comunicazione proprio ora la Procura di Treviso. Qui vedete anche i video che all'epoca erano stati diffusi, questo giovane che poi si aggirò per Pieve di Soligo, insomma un fatto che tutti ricorderete, che aveva sconvolto non poco la comunità. A proposito di sicurezza, no? I 1000 volti della sicurezza. Facciamo così, qualche istante di pubblicità, poi ritorniamo in onda. A fra poco. Di nuovo in diretta con Gianluca Forcolin, Lega, già assessore regionale al bilancio, Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, Forza Italia, Gabriele Zanello, Unione Popolare e Giacomo Nilandi del Partito Democratico. Abbiamo così toccato vari
temi, tutti molto caldi e attuali, dalla vicenda del 41 bis Cospito a questa pre-riunione del Consiglio dei Ministri, pre-Consiglio dei Ministri in corso a Roma. Sto cercando di capirne un po' di più, se ci sono delle notizie che arrivano dal fronte romano, ma per il momento tutto tace. Insomma, ne capiremo di più nelle prossime ore, nei prossimi minuti, ma insomma dovrebbe essere una riunione molto operativa. Forse la notizia ci sarà se poi qualcuno confermerà che il dossier che oggi c'è sul tavolo del pre-consiglio arriverà venerdì in Consiglio dei Ministri, perché questo è il tema, o no? Questa è la vera notizia. Quindi questa sera insomma cercheremo di capire se c'è questo passo in avanti, perché sarebbe un passo in avanti. Alleggeriamo un po' i toni, ma non più di tanto, perché la questione in realtà è complessa, ci sono tante dinamiche ed è oggetto del sondaggio di Ring di questa sera. Zelensky a Sanremo, siete d'accordo? Stanno già arrivando centinaia di telefonate, mi dicono dalla regia. Se sì, il numero è quello in verde, 0422 16266991, se no il numero quello in rosso. La chiamata come sempre è gratuita. Il tema c'è. Prima l'ho chiesto all'assessore Donazzan, l'assessore Donazzan ha detto no, non sono assolutamente d'accordo. Quindi rigiro la domanda. Forcolina, lei è favorevole, contrario? Ma io ho visto un video di 5 minuti di Zelensky anche all'inaugurazione della Mostra del Cinema, per esempio di Venezia, che è altrettanto un palcoscenico autorevole, importante, mondiale. Quindi prima di iniziare il festival della Mostra del Cinema di Venezia hanno trasmesso 5 minuti un video di comunicazione appunto di Zelensky. E anch'io in quel momento mi sono fatto una domanda se fosse opportuno o meno. E mi viene un po' da pensare come mai lo portiamo a Sanremo. Forse perché è l'unico modo per farlo entrare nelle case dei cittadini, giusto? Perché così c'è un'opinione pubblica che può avere magari questo tipo di opportunità. Ma a monte forse perché la politica ha perso la sua autorevolezza, perché questo, se oggi noi lo portassimo a porta, molto probabilmente non avrebbe lo stesso risalto. Dico porta a porta per citare un palcoscenico importante dal punto di vista della politica. Quindi vuol dire che la politica ha perso di autorevolezza se dobbiamo portarlo al Festival della canzone di Sanremo, perché parleremo più di Zelensky che della musica. Una volta si parlava del festival, si parlava delle canzoni, si andava avanti a parlare. Da qualche anno, a dir la verità, non è solo Zelensky della situazione che oggi la fa da padrone in una kermesse come quella del festival, perché dobbiamo dire che negli ultimi anni si parla di tutto, certo, magari dell'abbigliamento, della mise di uno o dell'altro, fuorché delle canzoni. Le canzoni arrivano dopo. Quindi oggi lei sarebbe un purista della canzone italiana? Ma io vorrei riportare che la politica facesse la politica e facesse azioni politiche con la P maiuscola. Invece l'abbiamo talmente declassata che Zelensky, per lanciare la sua voce, deve andare a Sanremo. Magari lo vedremo al Grande Fratello piuttosto dalla D'Urso, no? Perché forse questo è il modo per entrare dirompenti nelle case degli italiani, ma perdiamo il vero senso della questione. Quindi lei dice se è ridotto, tra virgolette, a questo, il problema è, a monte è della politica. Insomma, la sua analisi che va oltre rispetto a certe dichiarazioni che ho visto. Non mi basta il sì o no. Zanella. Ma nettamente no rispetto al sondaggio. Io sono per lasciare Zelensky fuori da Sanremo, Zelensky fuori dalle case degli italiani e la guerra fuori dalla storia sarebbe anche opportuno. Insomma, penso che il nostro sia a tutti gli effetti, e me ne vergogno, un paese co-belligerante, quando il ruolo proprio dell'Italia sarebbe potuto essere quello di essere un paese mediatore del conflitto e delle tensioni che ci sono in Ucraina e nel Donbass. Nulla va tolto al fatto che Putin sia un criminale, che l'invasione sia stata del tutto illegittima, però insomma il nostro paese si è prestato alla fornitura delle armi, all'alimentazione della guerra tramite appunto un fronte occidentale che si è
continuamente prodigato nel sostenere Zelensky anziché fare quello che doveva fare. Questo anche contro i nostri interessi nazionali, se la vogliamo mettere su questo piano. Però trovo del tutto inopportuno il fatto che la figura di Zelensky venga continuata a far passare, insomma, nei media italiani, e che soprattutto l'Italia si sia resa di parte rispetto a questo conflitto. Nilandi. Io trovo che questo dibattito sulla partecipazione di Zelensky a Sanremo sia un dibattito lunare che in qualche modo mi sorprende rispetto alla densità che occupa all'interno degli organi di stampa o degli organi mediatici, diciamo, perché non si sta parlando, si sta parlando di più dell'apparizione di Zelensky a Sanremo, di quelle che sono le politiche internazionali, la politica estera del nostro paese, sia nei confronti dell'Ucraina che della Russia, che nei confronti della NATO, che nei confronti dell'Unione Europea. E questo la dice lunga rispetto a quella che è la qualità del dibattito politico nel nostro paese, nel senso che mi piacerebbe vedere, diciamo, che al centro del dibattito appunto ci fossero delle questioni fondamentali, ovvero, ripeto, il nostro rapporto con gli Stati Uniti d'America, il rapporto dell'Europa con le scelte che sta facendo la NATO. Mi piacerebbe che si parlasse rispetto a quelle che sono le nostre politiche sugli armamenti, sul fatto che ci è stato richiesto di aumentare la nostra quota di PIL rispetto alla produzione di armi, cioè ce ne sono di cose da parlare prima del fatto se sia corretto o meno. Però vede che parlando di Zelensky a Sanremo, parlando però di Zelensky a Sanremo, arriviamo a parlare anche di questo. Poi lei dice magari non sarebbe il modo nel metodo. Questo fondamentalmente. Non penso che il fatto che Zelensky venga o meno a Sanremo sposti le sorti di quella che si sta configurando come la terza guerra mondiale. Ecco, Christian, questo sto dicendo, per cui sarebbe bello che magari il dibattito fosse impostato su altri tipi di canali, ecco, perché che venga o meno, voglio dire, sì, non sposterà di certo gli equilibri internazionali la sua apparizione, ecco. Quindi mi faccia capire, sì o no, Nilandi, scusi se sono brutale. No, detta proprio direttamente, a me sinceramente è una domanda che non andrebbe posta, per cui in questi giorni, ripeto, detta proprio in francese, non me ne poteva fregare di meno del fatto che Zelensky venisse o meno a Sanremo. Okay. Ero molto più preoccupato stamattina, per dirle, quando ho visto che Benjamin Netanyahu con i droni ha attaccato l'Iran, per cui, voglio dire, sono diverse le questioni delle quali ci si potrebbe occupare. Lei quindi stasera non parteciperà al nostro sondaggio. Allora, Crosato, sì o no? Apprezzo il ragionamento di Giacomo su questo punto. Però io non mi sottraggo alla risposta e direi sicuramente no, ma anche perché mi aggancio anche al ragionamento di Gianluca. Apprezzerei che un primo ministro stia in alcune sedi più opportune, che è quello che è altro, insomma. Ma è anche un bel ricordo. Sanremo, io ricordo dei miei nonni a guardare a sentire le canzoni, e anche tutto quello che c'è nell'intrattenimento, che è bello. Quindi lasciamo così com'è. Allora, io prima di salutarvi do un altro aggiornamento di cronaca. Andiamo a Padova, c'è un servizio che arriva dalla nostra redazione per un blitz delle forze dell'ordine, quindi ritorniamo a Padova. Poliziotti della Digos e carabinieri hanno bussato all'alba a denunce e perquisizioni nei confronti di esponenti dei gruppi antagonisti di tutto il Veneto. 7 persone sono state denunciate per violenza e resistenza pubblico ufficiale e lesioni personali ad appartenenti alle forze dell'ordine. Gli episodi risalgono allo scorso novembre. Nella notte del 5 novembre, infatti, una macchina dei carabinieri in via Ticino, poco lontano dal centro sociale Pedro, stava cercando di identificare un ragazzo, ma le urla del giovane avevano richiamato una quarantina di giovani che in quel momento
momento si trovavano al centro sociale. Il gruppo, tutti giovani con i volti coperti, aveva cerchiato in pochi minuti la macchina dei carabinieri aggredendo i militari, impedendo l'identificazione del ragazzo. Appena 4 giorni dopo, i militanti dei centri sociali erano stati protagonisti di altri violenti scontri con la polizia durante uno sgombero di un alloggio popolare in zona Palestro e poi sotto la sede dell'Ater di Padova. Visti gli episodi ravvicinati, la procura aveva subito aperto un'indagine che ha portato oggi alle 7 misure nei confronti di esponenti di spicco dell'area antagonista padovana, veneziana e trevigiana. Per tutti l'obbligo di dimora nella città di residenza e per chi viene da fuori Padova il divieto di entrare in città e la firma in questura. Eseguite dalla Digos e dai Carabinieri anche 13 perquisizioni in abitazione a Padova, Vicenza, Venezia e Treviso a carico di altrettante persone indagate. Durante gli scontri del 9 novembre 8 poliziotti rimasero feriti e una militante riportò invece una ferita al sopracciglio nel tentativo di impedire l'apertura delle porte dell'appartamento da sgomberare. Questo è l'aggiornamento più che doveroso da Padova. Io ringrazio Giacomo Nilandi del Partito Democratico, grazie, buon lavoro anche a Gabriele Zanella di Unione Popolare, grazie Gianluca Forcolin della Lega e Emanuele Crosato, Forza Italia, sindaco di Cessalto. Io vi ricordo appunto il sondaggio di Ring. Zelensky a Sanremo, siete d'accordo? A Varino questa sera ne parlerà in studio anche con Giuseppe Paolin della Lega, il senatore Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia, Vincenzo Marinese, vicepresidente di Confindustria Veneto Est, Laura Puppato del Partito Democratico, e poi ci sarà un focus particolare titolato I grilli nella pancia, un titolo che è tutto un programma con Francesco Francini, nutrizionista, Nicolò Mariani, Carlo Cecchin del pastificio Cecchini. Insomma, il riferimento è alle farine di insetti e quant'altro, insomma. E poi appunto Luigi Fadalti che ieri è stato uno dei protagonisti dell'udienza finale del processo di appello. Poi c'è stata la sentenza sul crack di Veneto Banca che abbiamo seguito in presa diretta. Luigi Fadalti, avvocato delle parti civili, ieri per l'appunto questa sentenza di cui tutti i giornali oggi parlano a 3 anni, quindi Consoli condannato a 3 anni per ostacolo alla vigilanza dai 4 anni che erano stati inflitti in primo grado, e poi c'è anche tutto il tema della revoca della maxi confisca da 221 milioni di euro, ma questa sera Varino per l'appunto farà luce su questo procedimento, su questa vicenda, perché i procedimenti afferenti al caso, al crack di Veneto Banca, sono davvero tantissimi. Ringrazio dalla regia Alberto Piovesan e Francesca Pezzo, ringrazio tutti voi per la cortese attenzione. Noi rientriamo alle 18:30 con l'edizione regionale, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Buon proseguimento di giornata.